Ero tentatissimo di non andare manco live, ma il nostro silenzio a cosa porta? Non porta a niente. Almeno voglio dare a voi la possibilità di sfogarvi e di dire quello che volete, perché veramente abbiamo superato il limite. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le Loriane, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio reale. Senza di lui non sappiamo star bene, è il nostro pilastro. Allora, prima di tutto un pensiero a Domenico e alla famiglia, perché non avevo capito di cosa si trattasse, mi sono informato, è una cosa tristissima e volevo dedicare un pensiero a questa cosa qua. Secondo, dobbiamo... cioè, come fai? Come fai a parlare di calcio? È veramente impossibile. E lo farò! Comunque lo farò! Perché mi piace dare merito a quello che i ragazzi stanno facendo nelle difficoltà. Ed è per questo che vorrò parlare di calcio, per dare soddisfazione a chi si sta facendo un mazzo così. E contemporaneamente anche per sottolineare quelli che non si stanno facendo un mazzo così. Io in questo momento ho un target, perché di questo sono venuto a conoscenza e non lo posso accettare. È mancanza di rispetto nei confronti nostri. Ecco, di questo sto parlando. Grazie Nick e grazie per aver controllato la situazione, perché di questa cosa bisogna parlarne assolutamente e non viene da uno che a prescindere non gli piace Politano e tutte le cose così, anzi ho più volte detto che Politano preferisce andare dove lo prendono in giro, dove lo sfottono, dove lo attaccano, dove lo offendono, dove offendono il suo allenatore ad ogni piè sospinto, preferisce andare in quelle zone là. Va benissimo, vai in quelle zone là, ma se tu vai in quelle zone là a donare sottoscrizioni, a donare abbonamenti alle 00:46 di ieri sera, per me è una grandissima mancanza di rispetto nei confronti nostri dei tifosi e nei confronti dei tuoi compagni, perché i compagni si stanno facendo un culo così. Se tu sei finito fuori dalle gerarchie dei titolari, perché è successo già un'altra volta e l'abbiamo visto come è entrato scazzato, perché ci siamo chiesti, ma com'è possibile? Politano è tornato, com'è che non gioca? Gioca Mazzocchi, com'è possibile? Evidentemente si avverte chi si sta impegnando e chi no. E purtroppo, quando le cose succedono, il dio del calcio te le propone sempre delle immagini e delle cose che tu vedi in campo e dici, aspetta, ma qua sul cross di Bernasconi, che poi porta al gol di Samardzic, molto larga la marcatura di Politano, fa la fase difensiva, ma che fase difensiva fa? Politano lo accompagna e non interviene mai, non mette nessun piede davanti a cercare di fermare il cross, lo accompagna. Il che, da essere umano che si sta provando a dare una mano ai compagni e alla squadra, l'errore si può fare, ci può stare. Io vi ho sempre detto, a volte è questione di centimetri, di microsecondi. Ma se vengo a scoprire che tu all'1 di notte, all'1 meno un quarto, non eri a letto a riposarti, ma eri a dare gli abbonamenti a quella gente là, a chiunque, pure se stavi a dare gli abbonamenti a me, multa e fuori squadra. Non voglio sapere niente. Non voglio sapere niente. E io sono al di sopra di ogni sospetto, perché li ho sempre difesi uno per uno. Poi, quando vedo che non è una questione di campo, non è il cross sbagliato, non è che non segni un gol da un anno, se io vedo che poi c'è dietro
c'è il pregresso, c'è l'extracampo, lì divento insopportabile. Lì divento che non mi posso fermare, lì divento che attacco. Perché? Perché Wagyu siamo andati oltre, ma ben oltre quello che abbiamo visto nell'annata di Ancelotti Gattuso, dove ce ne facevano una dietro l'altra, eravamo già inguaiati, la Mutiname, ne abbiamo viste di troppe, troppissime. Oggi siamo andati oltre, ancora oltre, al punto che Conte non parla più, perché se parla oggi, se avesse parlato Conte, sarebbe stato squalifica pesante di chissà quante giornate, eccetera, eccetera, e Conte vuole finire questa stagione, e poi si vedrà perché. Io fossi in Højlund non rimarrei al Napoli, perché Højlund ha dimostrato di essere un grandissimo, probabilmente il miglior numero 9 del campionato, perché quando mi dice Lautaro è bravi, Højlund ha dimostrato di essere dominante, alla sua età di avere grandissimi margini di miglioramento, di aver imparato un altro modo di giocare subito, senza aver proprio problemi, e gli hanno tolto 5-6 gol più assist e continuano a toglierli, cose che lui sta facendo, cose che lui ha dimostrato di essere dominantissimo. Di conseguenza, fossi a Højlund, anche lì, prima che ti affezioni a Napoli, prima che sposi la causa, che ti innamori dei tifosi, scappa a gambe levate e fai una grande carriera che te lo meriti. Quindi le due cose vanno insieme. Se ci sta un Højlund che si fa un cuore così, prendendo mazzate e non cadono più, lo vedete che non cadono perché hanno paura di essere accusati di simulare, non cade, quando quello è stato tirato lui, è caduto Ian, e quando prende il rigore... È possibile, Mariano, allora, la malafede non ci crede. Perché non dovrei credere alla malafede? Mi dovete dire il contrario. Ce l'ha introdotto Guido questo discorso e dopo lo sentiremo. Il contrario non è la presunzione di innocenza, è la presunzione di colpevolezza. Perché io dovrei credere che è tutto a posto, quando in tutte le altre cose nel mondo, non solo in Italia, esiste la corruzione, esistono i collusi, i corrotti, esistono le truffe, esistono i ladri, esistono gli assassini, il mondo non è bello, fiorellini e tutti puliti e tutto tranquilli, c'è brutta gente nel mondo. Perché io dovrei credere che nel calcio invece è tutto perfetto? Ditemi perché dovrei credere che invece è tutto perfetto. Rocchi ha detto, se malafede mi dimetto. Ti devi dimettere, non ci crediamo più. Non ci crediamo più. Per me è evidente, ed è un mio parere personale, nel momento in cui la Juventus sta zoppicando troppo, la Roma, mo vediamo, però poi ci sarà Roma-Juventus, di conseguenza l'Inter se la doveva vedere col Milan, il Milan continua a cadere. Vi rendete conto che discorso vi ho fatto tutta la settimana? Tutta la settimana vi ho detto, con questi inciampi, con la possibilità che ci possano essere dei contraccolpi psicologici Support e from fisici. Enzo Carbone. Enzo Carbone. Adesso ti leggo, amico mio, grazie. Rispetto a queste cose, il Napoli si può anche gasare se ci torna un giocatore in più e riusciamo a fare un finale di campionato di un certo livello. Il Napoli si potrebbe anche gasare e potrebbe anche puntarlo il secondo posto e poi si vede. E invece no. Deve rimanere tutto in bilico. Il Napoli che va sul 2-0 a Bergamo non è accettabile, evidentemente, per lo spettacolo, per mantenere tutto un pochino, perché il campionato è finito. Il campionato è finito. L'Inter vince, la Juve perde, il Milan perde, c'è solamente Roma. Deve rimanere là, perché se pure il Napoli poi si faceva sotto al Milan e c'era la lotta per il secondo e terzo posto, non serve a nessuno, c'è solamente la Roma-Juve, quindi deve rimanere tutto in bilico. È stato dichiarato che deve rimanere, questa è la mia sensazione. Mi dispiace, ma non potrò mai dirvi che no, qua la malafede non ci credo. A nome di Michele, come a nome di Michele? È un supporto a nome di Michele. Grazie Enzuccio, grazie Michele. Grazie a tutti voi che mi avete... Voi mi regalate, voi community mi regalate un sorriso, voi non avete idea. L'unica salvezza che ho è quel canale Telegram, quel gruppo Telegram dove ogni tanto noi ci sfoghiamo anche quando non siamo live, anche quando non faccio video, e almeno ci condividiamo le nostre pene, la nostra terapia di gruppo.
perché una cosa è che la squadra è proprio scarsa, o non si impegnano, oppure niente, non riusciamo proprio la stagione maledetta, quella là e invece no, si stanno continuando a impegnare, stanno provando a fare il possibile per non mollare, per rimanere attaccati, per dare soddisfazione a noi. E lo fai anche bene, e ti mortificano in questo, è mortificante, è veramente triste. E così non ci sono giustificazioni, perché quando pure gli altri sono costretti a dire i Calvarese, i Luca Marelli, i Sabatini. Va benissimo, Micione, ti devi disiscrivere dal canale. Disiscriviti dal canale immediatamente. Non puoi stare qua, perché io questo è il mio pensiero. Di conseguenza, se non sei d'accordo con il mio pensiero, ti chiedo formalmente di disiscriverti al canale e di non partecipare, perché da me non sentirai dire sbagliano, sono scarsi, mi sono rotto i coglioni di questo buonismo e il perbenismo, sono solo scarsi, capita a tutti. Capita a tutti perché lo fanno di proposito, stanno mandando in caciara il VAR, di proposito, perché devono... La lotta intestina tra Rocchi, tra dovete andare oltre l'errore arbitrale. Se non ci arrivate, mi dispiace per voi. Se non ci arrivate, mi dispiace per voi. Non gioco scommesse, quindi non mi puoi accusare di questo. Non guardare la Serie A, ma perché non dovrei guardare la Serie A? A me piace il calcio, a me piace vedere McTominay che segna un gran gol. A me piace scoprire che Vergara è un grande talento. Ditemi perché non mi dovrei guardare la Serie A. Sono convinto che non ci sia la buona fede. Devo smettere di guardare la Serie A, devi smettere tu di guardare a me. Se ti dà fastidio di sentire questa cosa, smetti tu. Mi sono scocciato e non l'ho mai detto. State tranquilli. Secondo voi questo discorso che stai facendo tu non lo facevano pure all'epoca di Calciopoli? Ma non c'è la malata. E poi si è scoperta. Dopodiché i sistemi cambiano, i modi di fare cambiano, non ci sono più le telefonate, le SIM card, i telefonini dati di proposito, si incontrano, si fanno. È diventato più evoluta la cosa, non lo devi nemmeno fare più. C'è una gestione generale e poi deve rimanere tutto in bilico, sempre tutto in bilico. Se poi ce la fai da solo, come l'anno scorso, perché anche l'anno scorso con il Parma ci siamo dimenticati, e quello che fa Arnautovic, se segna Arnautovic là ce lo siamo dimenticati. Io non me lo sono dimenticato, mi dispiace, non me lo sono dimenticato. È questo che non capite, non lo volete capire. Sbagliare su tutti i campi favorisce i potenti. È così. La confusione... Dovete guardarvi Edoardo. Com'era quella frase? Chi capisce solo di calcio non capisce niente di calcio. Dovete espandere la vostra cultura. Dovete guardare Edoardo De Filippo. La confusione avvantaggia solamente i potenti, quelli che hanno modo di muovere i fili. Questa è la confusione che vogliono che ci sia, di modo che capita a tutti si lamentano, di conseguenza nessuno si lamentare. Non è così che può andare. Non ve la cavate col fatto che sbagliano su tutti i campi. Mi dispiace, non è così. E disiscrivetevi, non mi seguite, non ha importanza. Non ha importanza. Io simbolicamente ho fatto 30.000 iscritti senza spaccare i piatti e senza urlare. E senza insultare i giocatori, se non in momenti particolari di reaction. Facendo analisi, ho fatto 30.000 iscritti, è una roba incredibile. Adesso ve ne potete pure andare. Non ho alcun obbligo di dirvi quello che vi volete sentire dire. Politano sta superando dei limiti, Mazzocchi titolare inamovibile, vivo a Bologna e sinceramente ho paura di portare mio figlio allo stadio quando sarà grande dopo quello che succede ai napoletani. Caro Phoenix, ti racconto un aneddoto. Una mia amica ha avuto un bimbo da poco, cioè ci sono parenti che magari regalano sciarpe di altre squadre, noi che invece diciamo no, ad essere napolitano, quando mai? Ed ero il primo a dire mettigli la sciarpa del Napoli, eccetera eccetera. Dopodiché, dopo la partita di oggi, ho detto ma salvalo sto bambino. Il tennis è un bellissimo sport, c'è l'atletica leggera, fagli fare musica, fallo appassionare a qualcos'altro, di modo che non si vive dei momenti come questi che noi viviamo, perché è irrazionale quello che un tifoso appassionato e innamorato della propria squadra prova quando succedono queste cose, perché non si può spiegare, non si può accettare. Mi dispiace. Grazie.
1-0 Roma, non avevo dubbi. La pallacanestro, assolutamente. Ritornasse un centrocampista... Aspetta, mi ero perso un altro. Ritornasse, questa è bellissima, questo, questo congiuntivo. E poi un condizionale, perché la condizione è che tornasse. Aspetta però, mi pare che... Vincenzone? Sì, Vincenzone, che bello. È una schifezza. Che schiffi! È morto il calcio assieme a quel bambino. Mondo marcio. Ti abbraccio Vincenzone. Anche tu stai tranquillo e non ci pensare. Pigliati le tue soddisfazioni dal fantacalcio, perché dobbiamo distrarci e dobbiamo solamente pensare all'amicizia. Ritornasse a giocare a vista, così si passa a 4-3 e Politano va messo fuori rosa. Il 4-3-3, e vedi, a me poi piace, se mi fate dei discorsi di tattica ne voglio parlare. 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3 così, non è più una questione tattica, perché in quel ruolo si stava adattando Gutierrez, risposti Spinazzola a sinistra, metti Politano, metti Mazzocchi che ha i suoi limiti ma sicuramente c'ha voglia di fare, c'ha voglia di buttare il sangue per la maglia. Non è una questione di... nel momento in cui tornassero i centrocampisti, perché oggi abbiamo rivisto De Bruyne, che ha detto sto bene, non lo so quanto tempo ci vuole, è stato sincero, ha detto non lo so, e dice che mo tornassero i centrocampisti, cambiassero... Non lo so se il cambio modulo ti dà una mano. È l'atteggiamento. Politano va benissimo da quinto, Politano sottopunta no, Politano esterno destro va benissimo, non questo Politano qua, non il Politano che a luna di notte invece di riposare per la partita sta sui social a donare. No, non lo posso accettare e ringrazio Paul. Perché? Perché siamo esempio di squadra che alle volte è andata oltre. Quanti video ho fatto contro tutti e tutti, siamo andati siamo stati più forti anche dell'arbitraggio. È una cosa storica, non è che sta succedendo solo adesso. E alle volte il calcio ti permette addirittura di andare oltre. Adesso è proprio difficile perché non hai proprio gli elementi, ti mancano proprio i giocatori. Conte ha detto McTominay, chiedete ai me un'altra volta, non lo so, non lo vedo più, non si sa che fine ha fatto. Di conseguenza è proprio difficile, diventa proprio difficile. Ci attacchiamo alla scoperta di Allison, ci attacchiamo a quelli che stanno stringendo i denti e stanno provando a mandare avanti la carretta. Højlund è proprio l'esempio di un altro che prima o poi lo puoi perdere per un affaticamento qualsiasi, perché sta dando veramente di tutto e non ha manco quella soddisfazione morale successiva, dice ho faticato però che gol che ho fatto, mi sono fatto un culo così però ho preso il rigore, l'ho fatto segnare o l'ho segnato io, ho fatto l'assist, poi quell'assist sarebbe andato a Vergara perché mi pare che Vergara la tocca. Va bene, va benissimo, no, ma allora, peace. Fammi abbassare un attimo i toni perché poi io sono arrabbiato e non me la voglio nemmeno prendere con te. Peace, senza dubbio. Ti iscrivi, non ti disiscrivi, questa è scelta tua. Il rimango del tuo parere è una cosa che accetto. Posso accettare che tu abbia il tuo parere, non ti voglio convincere del contrario. Contemporaneamente non puoi convincere me del contrario. Cioè non mi puoi dire, ah pure tu, ma così, quindi... No, questo non me lo posso sentir dire. Io resto della mia idea, tu resti della tua e possiamo discutere di calcio e possiamo parlare di qualsiasi cosa. Quindi va benissimo, io non voglio convincervi, vi sto dicendo il mio punto di vista, dove, se qualcuno me lo chiede, e qualcuno me l'ha chiesto in passato, ci sono delle anime innocenti che non hanno un'idea a prescindere formata e chiedono un parere, dice ma secondo te si può parlare? E io vi ho sempre detto questa cosa, la mano sul fuoco, mettetecela voi, a me serve, io devo suonare. Quindi se voi ve la sentite di mettere la mano sul fuoco e non vi bruciate, bravi voi. Io non me la sento, resto col dubbio, perché alcune cose non sono ammissibili. Sapete perché? Perché nella stessa partita, senza andare a comparare, vedi, stanno arrivando le foto del fallo su Vitinha di Meret pianta il piede, Vitinha struscia e lo struscio non ne ha parlato nessuno. Togliamo lo struscio, che è simulazione. Vitinha va a contatto dopo aver spostato il pallone, quindi non ha nemmeno più il possesso del pallone perché lo sposta per superare Meret.
rigore dato col VAR. Mo vai a vedere la stessa inquadratura con Højlund che è in possesso di palla, fa il doppio passo, si sposta, Ien pianta il piede. Se Ien pianta il piede va bene, vogliamo dire che Ien non fa niente per fare il fallo, io la posso anche considerare ostruzione, tu ti fermi, però io sto correndo con la palla, boom, non la vuoi considerare ostruzione? L'arbitro in dinamica lo ha dato. Lo vogliamo chiamare rigorino, lo vogliamo chiamare come cazzo volete voi. L'arbitro lo ha dato, il contatto ci sta. Il VAR non può mai intervenire per togliere quel rigore, non può mai intervenire perché ce l'avete detto voi che c'è il protocollo e per togliervi dalle botte in altri casi avete detto il VAR non può intervenire. Accettate l'errore dell'arbitro che è umano. Benissimo. Allora questo è il tuo metro di giudizio oggi, stessa partita, stesso arbitro, stesso VAR, stesso AVAR. Niente di meno, nella stessa situazione. Ien prima ti va a spallata, senza controllare il pallone, va a contatto, va bene, è un gioco maschio, come si dice questa frase sessista, è un gioco maschio, si va a contatto. Højlund non cade, perché Højlund non cade più, a meno che non viene falciato, si continua. Ien gli trattiene anche la maglia e ve lo faccio vedere perché si sta parlando del braccio sotto al braccio, benissimo, il video me l'hanno cancellato. Ien gli trattiene la maglia, nel trattenergli la maglia il braccio gli finisce sotto al braccio, dopodiché sviene in avanti quando se invece sei trattenuto e tirato dovresti svenire all'indietro. Chi aspetta, arriva il gol e poi fischia. Quindi l'hai visto dopo? Te l'ha segnalato il guardalinee? Ci hai pensato sopra? Vedete che queste tre possibilità rendono questa cosa di difficile attuazione. E perché questa cosa di difficile attuazione poi non viene anche valutata dal VAR? Viene valutata dal VAR oppure no? Il VAR fa un silent check. E se VAR fa un silent check, se quello là non era fallo, quello là del primo tempo di Ien che pianta il piede, come fa a essere fallo questo? Capite che il dio del calcio vi propone sempre delle immagini che non ci dobbiamo ricordare nel 1998, nella stessa giornata, a distanza di pochi minuti. Allora, ok? Adesso vi leggo, Adesso vi leggo. Perché Ien si vede si vedono gli addominali. Li vedete gli addominali? Se voi vedete gli addominali di Højlund vuol dire che la maglia è stata tirata. E quando la maglia viene tirata, Calulu bastoni, quando la maglia viene tirata è fallo. Che vogliamo fare? Se ci deve essere un fallo, questo è fallo di Ien. Ci siamo capiti? Allora, guardare la Serie A è ormai come guardare in serie TV una serie TV che dopo 2 o 3 puntate già capisci come va a finire. Avete ucciso il calcio, ma non noi. È un po' pure noi, Simone. Perché tutti gli ultimi video, gli ultimi 3-4 video delle 4 partite, il titolo era sempre lo stesso: non vogliamo morire, non ci vogliamo arrendere, il cuore oltre all'ostacolo, ci fanno delle cose, io poi mi arrabatto a farle vedere, alcune vengono cancellate, altre rimangono per lo storico. E invece ci hanno ammazzato, oggi ci hanno ammazzato, perché quella foga, io ero gasatissimo per questa partita, avevo una paura tremenda, ma ero gasatissimo perché ero convinto che il Napoli potesse andare oltre i suoi limiti ancora una volta, proprio per tutto quello che stava succedendo intorno. E la sconfitta del Milan parla chiaro. Madonna mia, hai capito che ti riavvicinavi là? Non per lo scudetto, ma per un orgoglio incredibile. Quando tu dopo uno scudetto non crolli e finisci secondo, io vado a festeggiare. Si vede che dobbiamo pagare qualcosa che non dovevamo fare. Lo disse Conte un po' di tempo fa. Non ci ha visto lungo, lunghissimo.
Pure il fatto di Conte io vorrei capire perché... Io lo capisco perché non parla, voglio solo capire che tipo, in che stato vorrei sapere in che stato d'animo si trova, se lo ritroviamo più combattivo, se molla, se ha mollato, se lo troviamo scazzato, se continuerà a preparare le partite come se fosse una finale, un'altra finale, 11 finale, 12 finale. Io questo lo vorrei sapere. Lo hanno intervistato in prepartita e ci ha detto il fatto di McTominay. Tra virgolette dico giustamente, non va. Però non andando, ovviamente i tifosi, Conte aveva detto che non mandava i dirigenti. Secondo me ha cercato di salvarsi il culo perché il Conte che parla a caldo, ecco perché io dico sempre, fagli fare la, fagli fare la conferenza prepartita che almeno in preparazione non è a caldo dal risultato e se ci deve dire qualcosa, se deve lanciare dei messaggi, se li può preparare bene. E invece no. Non è andato a parlare, ha parlato Manna e va bene che qualcuno abbia parlato. Certo, la voce di Manna non è pesante come quella di De Laurentiis. Si vede che anche anche quando poi vai davanti alle telecamere per uno sfogo, sembrava più uno sfogo di un tifo, sembrava a me. Il che è comprensibilissimo, ma anche lì è questione di esperienza. Quante volte sei andato davanti ai microfoni a fare una rimostranza ufficiale? Anche lì non lo so quanto sia potente, ma nel caso specifico di questo episodio non sposta perché è troppo evidente per tutti. Vi stavo facendo l'elenco di quelli che hanno ammesso l'errore arbitrale. Dentro ci finiscono anche i Tancredi, anche i Capuano, che poi ci mette dentro delle cose per querelare chi poi lo insulta. Noi non ci caschiamo. Però è talmente evidente che ne dovranno parlare tutti. Quindi è così. Siamo di fronte a una nuova Calciopoli. Se Saviano sa qualcosa, parli. Marotta deve pagare. Io poi, al di là di Marotta, perché lì si va nell'extracampo seriamente. Si va seriamente nell'extracampo. Ed è giusto che parli Saviano di quello che sa. Noi non possiamo inventarci niente perché andiamo nell'extracampo. Però Saviano ha risposto a Marotta. Marotta ha fatto una controdichiarazione. Non so chi sia. È molto interessante la risposta di Marotta. Non è che dice smentisco categoricamente le parole di Saviano. No, lui dice Saviano non so chi sia. Non so se riuscite a dare il peso a questa dichiarazione. Non so chi sia. Non l'ho sentito. Non ho idea. Oh, non è quella una missione di... Non lo so. È veramente interessante. Da oggi si va di VPN e Paramount Plus. Sì, anche se a livello di contenuto calcistico più o meno. Paramount Plus è interessante quando si parla di Champions, quando vedi Henry, quando vedi Kate. Credo che comunque ti divertirai, amico, eh? E se questo è il tuo modo di protestare, lo condivido e va bene. Io, trovandomi all'estero, in automatico mi trovo a non sovvenzionare il carrozzone, però in modo indiretto lo faccio perché da qui poi prendono i diritti e comunque sovvenzionano. Quindi dovremmo veramente, se uno avesse la possibilità, dovrebbe spegnere tutto. Ma sanno che non riusciamo a farlo, sanno che è una religione, sanno che è qualcosa di irrazionale. Io ho ragionato e ho concluso che De Laurentiis sia al corrente che le due dietro di noi hanno bisogno di soldi, al contrario nostro, quindi tace. Questo è un altro punto di vista interessante. Abbiamo sempre parlato poi di quelle che sono le alleanze che si creano in Lega, le amicizie, i rapporti. Alla fine, io ricordo una frase che mi sconvolse. Tu dentro di te più o meno lo sai, però quando lo senti dire in una dichiarazione pubblica ti fa strano. E fu il presidente della Salernitana, Iervolino, che disse a noi come Salernitana, a noi fa piacere quando squadre come l'Inter, come la Juventus vanno avanti in Champions. E quindi perché? Perché aumenta il valore del calcio italiano quando loro vanno avanti nelle competizioni europee, quindi fanno più soldi anche le piccole. Quando io sento una cosa del genere
mi rendo conto che poi, quando devi poi andare a confrontarti con queste squadre, quanta opposizione reale vuoi porre contro l'Inter? Se a te fa piacere, se a te conviene che certe squadre, quelle là più blasonate, che ti portano più soldi quando poi devi andare a vendere i diritti del tuo campionato, ti conviene che vincano loro, ma quale opposizione vai a contrapporre? Quella frase mi sconvolse sentirla così dire apertamente. E questo potrebbe essere un altro tema, non lo so, perché De Laurentiis in questo momento è silente o sta preparando un altro sfogo pesante. Però, ripeto, va fatto bene perché è successo anche in passato, non è cambiato niente. Abbiamo avuto il non plus ultra, la creme creme degli allenatori, dei personaggi anche influenti, non è cambiato niente. Quindi vuol dire che ci sono delle dinamiche che non si scalfiscono. Veramente complicato. Figure in società che hanno una voce forte. Capisci che non è solo questo, cioè tu dovresti creare una rete. Ecco perché io spesso vi ripeto i giornalisti che poi stanno a Milano, ecco perché ho cercato di capire la situazione di cronaca di spogliatoio, che questa nuova voce, che comunque sempre là sta, se devono avere dei rapporti e si trova, al ristorante, sta Simone Inzaghi, andiamolo a salutare, ciao, Simone, hai visto la live, mi fa piacere, e si creano dei rapporti. Purtroppo è lì il centro della comunicazione, quindi è difficile infiltrare quella che è anche una voce diversa. Quelle poche voci diverse che arrivano pure là vengono chiamate per fare le macchiette, perché vengono a fare gli sparring partner pulcinelleschi che nel momento in cui succede una cosa diventano ridicoli e fanno ridere, fanno sorridere, ma non c'è una voce autorevole che tu dici, rispettabile, che tu dici questo è il parere mio, voi avete dato il vostro, questo invece è il parere mio, vediamo di metterlo sullo stesso piano e lasciamo decidere la gente. Secondo me è questo che manca, quindi deve essere una rete più generale, più grande. È matematica quanti sono gli scudetti che stanno là e quanti sono gli scudetti che stanno sotto Roma. Non è un caso. E le parole di Palladino mi fanno pensare a un'altra cosa. Il calcio è fatto da persone sporche, disoneste, sportivamente senza principi. Hai detto bene riguardo quel bambino, salvalo. Sì, sì, sì. Mi viene spontaneo pensarlo perché poi alcuni di noi, io ho ricevuto diversi messaggi da amici merini che dicono non ce la faccio più, stacco, mi dispiace per te ma non seguirò più il canale, esco dal gruppo, non me la sento più, il mio amor proprio mi impedisce di continuare a seguire questo sport ed è una cosa che abbiamo detto e pensato anche altre volte, poi ogni volta c'è stato qualcosa che post Sarri, bella buona arriva Ancelotti, ti viene quella cosa di vediamo che succede con un allenatore così titolato. Arriva grandi giocatori che ti esaltano e quindi ti riavvicini anche se sei demoralizzato. Ma in questo momento è un sentimento condiviso che sento intorno a me ed è naturale ed è quell'irrazionale che vi dicevo, no? Anche la consapevolezza, qualcuno ci riesce, qualcuno stacca e molla tutto e si va ad occupare di altre passioni e di altre cose che nella vita ne dovremmo avere tante. Se fosse solo il calcio sarebbe veramente difficile, perché poi influenza il tuo umore. Io me ne accorgo con chi ovviamente non è... Se avessi una moglie napoletana che pure lei tifosa, che si intossica, sarebbe veramente la fine. Invece io sono fortunato sotto questo punto di vista, perché finisce la partita, apro e c'è una sorridenza di chi non è assolutamente toccata da questa cosa ed è il mio bene, la mia salvezza, oltre al rapporto con voi che poi tra una battuta e un'altra riusciamo a scaricare la tensione e a farci anche una risata, perché la reaction è tanta roba ma è anche divertimento, perché io poi vi do degli spunti in maniera naturale per divertirci, per contrastare quella sensazione di impotenza, di amarezza. Non è un caso che l'Inter è diventata la Juve 2 con a capo Marotta dentro il vescovo. Detto il vescovo. Questo ce l'ha detto Guido.
l'ha chiamata subito Juve 2.0. Chi poi è stato attento, Guido ci dice delle cose anche in anticipo di 3-4 anni. Se uno sta attento e unisce i puntini, poi dopo escono, poi dopo si palesano. E lui ha parlato di Juve -1, che eravamo noi, perché Conte, Mann, eccetera, Juve -1, perché poi senza quel potere. Marotta che va là diventa la Juve 2.0, e se vai ad unire i puntini ti trovi assolutamente. Allora, non ti preoccupare, Savano più Fabrizio Corona, combo pazzesco per una nuova indagine, ma vediamo. Non accomunerei le due figure, perché uno è uno che sa di cose molto molto gravi, l'altro è uno che campa di gossip, e non accomunerei le due cose, però vediamo quello che succede. Proviamo a parlare d'altro. Come giudichi la partita di Elmas? E se mi volete dare spunti di calcio io non mi sottraggo. Non è che dico no, non si parla di calcio perché una partita... No, io vi posso parlare di calcio. Elmas, partita difficile secondo me, non l'ho visto. In un paio di volte l'avrei voluto vedere più andare a riempire l'area, un po' come riesce a fare McTominay nonostante giochi da mediano. Mi sarebbe piaciuto più vederlo così. È stato ordinato, ha fatto molto molto lavoro senza palla, senza dubbio, però l'ho visto pochi palloni toccati onestamente, e avrei voluto più vederlo andare fino in fondo. Però io oggi Savic ha fatto delle grandi parate, Beukema il gol, e sta cercando di sul secondo, però sul gol di Pasalic secondo me bravo Pasalic e bravo Zalewski, onestamente. Juan Jesus, mi spiegate la munizione a Juan Jesus? Mi spiegate la munizione a Juan Jesus? Perché poi a quel punto, se ogni volta che Juan Jesus apre la bocca viene ammonito e non ho visto replay, non ho capito, ha protestato con l'arbitro che gli ha detto, fatemi sapere, perché come ve la giudico? Come ve la giudico una munizione che non ci fate rivedere? Juan Jesus secondo me ha fatto una grande partita ed è stato ammonito un'altra volta. Buongiorno, alti e bassi. Però su Juan Jesus chiedo a Lobotka, togliti un attimo la fascia di capitano e dalla Juan Jesus, perché Juan Jesus è più abituato. Quindi se dai a Juan Jesus la possibilità di parlare con l'arbitro in italiano, perché Juan Jesus parla anche bene l'italiano, dagli la possibilità e magari si fa qualche cartellino in meno, perché Lobotka, Dio lo tenga sempre protetto, è un capitano molto morbido che quando succedono le cose è morbidissimo e non succede niente. Non è in grado Lobotka di avere un rapporto con l'arbitro, non c'ha quel carisma, mi dispiace, devo dirlo come la sento. Dai subito la fascia di capitano a Juan Jesus, perché Lobotka non lo può avere. Mazzocchi, Elmas, Gutierrez grande, grandissima partita di Gutierrez, peccato, anche lui adesso ha postato, ha detto contro tutti e tutti, e va bene. Vergara, grande partita. Per me Vergara, grande partita. Alisson è un tema perché ha fatto vedere dei grandi colpi, deve essere un po' meno egoista, perché ci sono stati dei momenti in cui ne hai superati due, stavi là nello strappo e poteva servire a un compagno, e invece è voluto andare fino in fondo. Però Alisson, bene, e come vedete, quando poi dimostri di avere qualcosa in più, Conte la possibilità te la dà. Non è che è arrivato prima Giovane e quindi gioca prima Giovane. No. Alisson sta dimostrando di avere più colpi e più possibilità di far male. Quindi, vedete, tutti più giovani, Alisson, Vergara, Højlund, si poteva costruire su questo. Spinazzola si vede che non sta in grande forma, non è entrato benissimo. Politano non ne voglio proprio parlare più. Giovanni Olivera e Lukaku è un pianto greco, è veramente mi è venuto da dire era meglio tenersi Ambrosino, ma anche lì è una questione di comportamenti, come dice Spalletti, perché Ambrosino, Marianucci è questione di cosa fai in allenamento, se hai smesso di allenarti, se vuoi farti cedere, eccetera eccetera. Avere Lukaku che entra in quei minuti goffo e senza forma, e sembra quasi che non ne hai aggiunto un altro, non hai messo nessuno, e quindi fa veramente tristezza.
Ti consento i vocali, hai ragione, siamo andati oltre. Fammi capire se ci sono state dalle altre donazioni perché ho sentito un... No, era questa qua di Christian. Ok. Sì, sì, hai ragione. Andiamo ai vocali che sicuramente saranno tantissimi. Premetto che sto facendo questo vocale prima che finisca il recupero. Voglio provare a fare un vocale normale senza parlare degli arbitri, perché non si parla degli errori, cioè ti lamenti e basta, non è parlare degli errori. Voglio parlare comunque del fatto che la scelta iniziale della formazione all'inizio un po' mi ha fatto storcere il naso, ma poi secondo me si è rivelata giusta. L'unico errore secondo me è stato togliere Gutierrez e non spostarlo a destra una volta subentrato Spinazzola. Mm. Politano mi scoccia a ripetermi, ma non serve a niente. Ne era subentrato, è un attaccante ma non attacca, c'è sempre lui da solo in attacco. Ogni volta che c'è un'azione offensiva io non vedo mai Politano, nonostante entri a partire in corso è sempre stanco. In fase difensiva non serve a un cazzo perché ci ha fatto prendere. Ti fermo, Massi. Vedi? Vedi cosa tu senza sapere che poi questo vocale è delle 10:55, ovvero sono le 4:34, 4 ore fa. 4 ore fa io non lo sapevo, il fatto di Politano. E tu dici, come tua osservazione, dici Politano entra al secondo tempo e sembra stanco. Sembra stanco. Allora, o sei stanco, e ci sta che sei stanco, se non vai a dormire. McTominay, nella sua intervista, ha parlato in continuazione dell'importanza del riposo. McTominay, da atleta serio quale è, di una mentalità superiore, McTominay torna a casa, red light therapy, blue light, perché? Perché i telefonini ti fanno dormire male e i ragazzi stanno sempre col telefonino in mano. Il telefonino, questa è la blue light, no? Di conseguenza tu devi contrastare la blue light con la red light. McTominay torna a casa e prima di andare a dormire si fa la red light therapy, cioè deve rilassare il suo corpo, deve rimettere tutto a posto. Il riposo. Se io vengo a scoprire che Politano a luna di notte sta su Twitch, non lo posso accettare. Non lo posso mai accettare. Ha fatto prendere quel gol proprio imbarazzante, ha fatto crossare. Vabbè, non voglio lamentarmi No, hai ragione. del giocatore, ma più che altro della scelta di metterlo in campo e anche della scelta, secondo me, per quanto per me ha fatto un lavoro enorme anche oggi Elmas, e io non finirò mai di ringraziare Elmas per quello che sta facendo questa stagione. Secondo me era meglio mettere magari un Gilmour e fargli prendere qualche minuto e anche farci avere un po' di freschezza a centrocampo, che magari ci avrebbe aiutato ad avere un po' di spinta. Spinta che però secondo me abbiamo perso, ripeto, togliendo quelli che la partita la volevano vincere, ovvero Gutierrez e Vergara su tutto. Sono d'accordo, non lo so. Ecco, non lo so se Gilmour dopo l'ingresso aveva bisogno comunque di una riabilitazione, di un recupero. Questo è un bello spunto che mi piacerebbe risolvere, ma che non risolveremo mai, perché non si parla prima, non si parla dopo, non si parlerà più, si parlerà solo di arbitri ed è evidente, è logico. Però come vedete mi date spunti per parlare di calcio a prescindere e ci poteva stare Gilmour. Probabilmente c'è la voglia di non perdere fisicità a centrocampo perché Elmas sì, lo so che non è stata la partita sua più appariscente, però evidentemente ti fa quel lavoro sporco di raddoppi, di scalate anche orizzontali che ti serve perché l'Atalanta prova sempre sull'1 contro 1 e tu devi andare a raddoppiare ed era tenuto a dare una mano Lobotka su questo e forse Gilmour questo te lo dà di meno. Io mi sono segnato anche un minuto dove vedo Lobotka fare una verticalizzazione alla Gilmour immediata di prima per ripetere che non è solo Gilmour che gioca di prima, anche Lobotka gioca di prima, quindi sì, è un discorso che... E poi non lo so se Gutierrez e Vergara avevano dato tutto e aveva bisogno di toglierli per quel motivo. La prossima è Verona-Napoli, Roma-Juventus. Boh, il vero... Tu dici, se sapeva di giocare titolare non faceva tardi. È ancora più grave. Se se questa è la tua conclusione. Perché come dici, vabbè, allora non è importante. Esistono i titolari dei 30 minuti. Te l'avrebbe dovuto insegnare Spalletti. Devi stare più in forma degli altri. Devi stare più pronto degli altri per entrare e spaccare la partita. Non esiste proprio. Se tu già sai di non essere titolare, vai a dormire presto e quando entri dimostri che l'allenatore ha sbagliato e poi ci mettiamo a dire a Conte deve giocare Politano, sbagliato mettere Mazzocchi, come ti viene in mente di mettere Mazzocchi? Politano sta in questa forma, non lo vedi?
e quante cose che non sappiamo. Quando poi andiamo noi a valutare la scelta di un allenatore, quante cose che veniamo a sapere perché esistono i social, perché le cose escono, è pure poco furbo. Sei pure poco furbo. Fai una cosa del genere che diventa di dominio pubblico, sei poco furbo, perché ci sono altre cose che a Napoli si fanno e non escono perché poi ci sono i rapporti di amicizia. Metti caso che un Politano magari si va a bere un drink in più in mezzo alla settimana, però sai, c'è il rapporto con quello del locale, perché poi non vanno nel locale dove andiamo io e te, andiamo magari in altri locali, un pochino più, oppure vengono comunque coperti da quelli che sono, però magari la stagione va bene, o scudetto, niente di che, tutto a posto, e non si parla, non viene fuori che Politano magari non fa la vita da atleta. Quando poi arrivano i problemi, quando non ci sono i risultati e quando la squadra soffre per tutta una serie di motivi, capace che vengono fuori. E alcune sono cose che i tifosi mettono in mezzo perché hanno bisogno di trovare un colpevole e scelgono un capo espiatorio e lo fanno girare inventandosi anche cose di sana pianta. Poi scompaiono queste cose, ricordate la cosa di Di Lorenzo, no? Scompaiono, non se ne parla più, a meno che non riescono fuori dei problemi e allora risolgono queste problematiche, vere o false che siano. Quindi non è neanche furbo. Non è neanche furbo. Roma 3-0. Fatemi vedere per uno sfizio fantacalcistico. Io avevo detto 3-1 la Roma. I miei pronostici non sono andati tutti male. Però ho sbagliato il Milan. Pisilli, Indica e Cristante. Quindi anche il mio Malen non serve a niente. Sono riuscito a rovinare anche Malen. Ah, vale, io penso che in un anno dispari, insomma, da quando scrivo sul gruppo in live, cioè, credo che anche quando ci sono state schifezze arbitrali di proporzioni bibliche, ho sempre cercato di parlare di campo, ma oggi non ce la faccio. Cioè, mi hanno portato ad un punto in cui io non ce la faccio. Non si può più parlare di campo, perché io non posso dire più niente a questi ragazzi, perché dopo tutte queste schifezze, e oggi veramente c'è stata una peggio dell'altra, perché per me quel rigore, io continuo a pensare che fosse un contatto leggero, e siamo d'accordo che tu non mi devi rompere una tibia per darmi un rigore. È stato anche un po' ostacolato Højlund, ma per me era un rigorino leggero. Ma una volta che viene fischiato, non c'è nessuna ragione su questa faccia della terra per andarmelo a togliere. Nessuna. Idem sul secondo gol, quel fallo non esiste. E visto che tu avevi fatto, secondo me, un buonissimo primo tempo, nel secondo, dove noi fisiologicamente caliamo, è impensabile che tu, con queste poche energie che hai, riesci a mantenere il vantaggio di un gol quando dovevano essere probabilmente te di vantaggio per delle schifezze che io non si spiega, cioè veramente non si spiega, cioè si spiega, ma che schifo. Che schiffi. E tra l'altro, vedi, alle volte noi ci siamo anche detti, proprio per non soffrire, no? Sai quando al mercante in fiera, l'ultima carta, per non soffrire, così la togliamo da mezzo subito, sarebbe stata l'ultima, avremmo sofferto. Ci diciamo anche, vabbè, però il rigore lo devi sempre segnare. Non siamo degli specialisti sempre al riguardo, e magari te lo danno quel rigore, non lo segni. E tu l'avevi fatto il gol buono. Cioè, capisci come andare ancora oltre? Dice quello non te l'hanno voluto dare, va bene. Rientri in campo con la stessa voglia, con la stessa cazzimma. Prima azione giusta, scappi, vai, inserimento. L'avevi fatto il gol buono, non serviva nemmeno il rigore, nonostante quello se lo tira. Perché se lo è tirato. Se lo è tirato. E Højlund non cadono più. Donatore abitudinario di quel canale, quindi si descrive da solo, cade anche la scusa dell'impegno per uno che gioca con una flemma indecente come la sua stagione. No, è un po' tutta la stagione così. Io con grande onestà e cercando di essere obiettivo ho fatto notare le volte in cui comunque è stato decisivo, mettendoci uno zampino con una sovrapposizione, premiando una sovrapposizione, creando una superiorità numerica, un pallone in mezzo che magari non è assist suo ma viene deviato, eccetera eccetera. Ho cercato di far vedere tutto, tutte le volte che Politano invece non mi è piaciuto l'ho fatto vedere e ho mantenuto un'obiettività penso veramente cristallina.
ci rimango male. Ci rimango male quando da creator scopro che preferisce, cioè un giocatore mio preferisce andare dove ci fanno una merda, dove proprio il racconto va proprio in quella direzione là che dobbiamo morire atterrati, preferisci andare là, forse ti diverte, forse lì sei protagonista perché con un 25 euro diventi il protagonista di 5 minuti di live, va bene, ci rimango male perché scopro che funziona di più fare quel tipo di content creator là, cioè che i giocatori ti seguono quando li insulti e quindi tu rispondi e quindi poi addirittura si crea il rapporto di amicizia, doni, ci rimango male perché speravo di conquistarmi un posticino nella testa dei giocatori del Napoli. Qualcuno ha seguito, qualcuno ha visto e lo so, vedasi Gulam per esempio. Ecco, se devo poi vantarmi di una cosa, preferisco che mi abbia risposto uno come Gulam e non uno come Politano, onestamente. Vabbè, a Chiosa io veramente, probabilmente la forza di guardarmi altre partite me la danno solo sti ragazzi perché comunque hanno continuato a provarci anche nel secondo tempo. E veramente cioè, grazie proprio con la faccia per terra a sti ragazzi. E qualcuno poi mi deve dire perché gli arbitri sono permalosi solamente su Juan Jesus quando protesta, perché non se ne può più. Infatti. Oh, vale, questo... Buonasera Valerio, buonasera amici bellini. Beh, penso che la missione sia stata compiuta. La Juve, anche perdendo, doveva comunque rimanere in orbita Champions, la Roma deve superare il Napoli e noi dobbiamo fare la vittima sacrificale. Non so che dire, onestamente mi sta venendo proprio lo schifo di guardare le partite. Quando era dopo il terzo scudetto ti veniva lo schifo per come giocavamo noi, per come era la squadra. Quest'anno mi viene lo schifo perché con tutto che ci provano, per carità sbaglieranno pure, però basta, cioè ogni partita sono episodi contro, non so il rigore perché l'abbiano tolto, poi qualcuno più bravo mi spiegherà, non so come abbiano giudicato fallo di Højlund sul gol del potenziale 2-0 di Gutierrez, niente, va bene così, cioè che dobbiamo fare? Io vorrei vero che la società si facesse sentire un attimino. E si è fatta sentire con Manna, ora vedremo se questo intervento avrà delle Support conseguenze. from Roberto Sorrentino. Roberto Sorrentino? Roberto Sorrentino. Fammi andare a vedere. Anche se ha cercato in rosso, il fatto di cerchiare in rosso la data del rientro. Vediamo, magari succede. mi fa impazzire questa cosa qua. Grazie Roberto, mi ha scritto solamente per supporto, tanta amarezza. No, non è Paolo Sorrentino, Roberto Sorrentino. Per quelli che si fossero collegati solamente adesso, mi è arrivata, sta girando e io ho fatto controllare perché non prendo la notizia senza controllarla e senza controverificarla, che ieri sera a 00:46 Politano, invece di riposare perché sei in prepartita, era su Twitch a donare abbonamenti a Enerix, Alfaina e a quelli di Controcampo, non so come si chiama. Quindi per me questo è un atteggiamento non rispettoso nei confronti dei tifosi e nei confronti dei suoi compagni che magari erano a riposare ed erano già mentalizzati per fare una grande partita. Evidentemente o si sente, dice no, io posso rimanere anche in piedi fino alle 3 e poi vado come un fulmine in campo. Faccio un esempio, no? Dici no, io me la posso fumare la sigaretta ogni tanto sono resistente e te l'ho dimostrato in campo. Dario Hubner, non parlo nemmeno dei nostri, che tanto lo sappiamo di chi parliamo. Però vado come un treno. Che mi vuoi dire? È la mia vita e quindi decido io. Se però purtroppo nel momento in cui entri in campo non sei vispo, non sei brillante e ti vedo anche lasciare tanto spazio sul cross di Bernasconi che alla fine ci fa perdere la partita perché nonostante le cose arbitrali noi stavamo almeno mantenendo quel pareggio e potevi all'ultimo a tutto fare pure qualcosa, mi dispiace ma ti prendi le conseguenze di quello che hai fatto e io mi sento in diritto di fartelo notare, amico mio. Non è vita da atleta se a luna di notte stai su Twitch. Poi noi sappiamo che a luna di notte stavi su Twitch. Alle 2 dove stavi? Magari ti eri addormentato o sei andato su un altro canale. Alle 3 dove stavi? Sei uscito da un altro?
capite che poi si va oltre, si va alle illazioni, si va alle possibilità, e non mi sembra il caso, ma ognuno si fa la sua idea. Mi dispiace. Mi dispiace. Ciao Vale, partita che abbiamo perso per via dell'arbitraggio, oggi non si può assolutamente parlare di campo. Prima di parlare dei due episodi arbitrali faccio una premessa per chiunque non stia sul gruppo Telegram degli abbonati, perché magari non mi conosce, che io analizzo ogni episodio arbitrale con imparzialità e mi tolgo qualsiasi tipologia di sharp. Parliamo dell'episodio di gol, per me il rigore non esiste, non può essere rigore quello. Perché Højlund va addosso a Ian resta fermo e sono i classici rigori per i quali siamo lamentati per anni che li hanno dati all'Inter. I rigori su Barella, su Thuram, c'era anche un derby se non ricordo male. Allora li danno, però per coerenza, se noi ci siamo lamentati per quei rigori per anni, non possiamo chiedere il rigore oggi. Però sono d'accordissimo con questo aspetto. Te da regolamento non puoi andare a rivedere al VAR. Ce l'hanno spiegato per anni, non puoi andare a valutare l'intensità, che oltretutto è una grandissima cazzata, omologano qua. Perché come cosa significa che tu non puoi valutare l'intensità al monitor? Cioè, noi che ci siamo visti le partite in TV non possiamo valutare l'intensità di quel contatto. Cioè, stessa cosa l'arbitro al monitor. E sappiamo bene il perché devono creare confusione. Ma te il regolamento, così come non puoi togliere la doppia munizione a Caruso, non puoi andare a rivedere al monitor quell'intervento. Il regolamento lo dice, ce l'hanno spiegato per anni. Quindi secondo me il rigore su non c'è. Il secondo episodio me lo spiego solamente con il fatto che devono far qualificare la Juve in Champions. Cioè non c'è altra spiegazione, Vale, non lo voglio neanche analizzare, detto sinceramente parlando, Non si può analizzare quell'episodio. Non devono far qualificare la Juve in Champions, lo sappiamo bene. Quello che è accaduto nel 2021, sta riaccadendo, sto cominciando a risentire quelle sensazioni. C'è malafede. Io personalmente, Vale, non chiedo neanche le dimissioni di Rocchi, perché prima di Rocchi c'è stato Rizzoli, prima di Rizzoli c'è stato qualcun altro, c'è stata Calciopoli. Quindi il problema è il sistema. Massimo Rocchi ha qualche responsabilità sul regolamento del VAR, però è sempre la stessa storia, non è che è Rocchi il responsabile. 2021 Vibes, ragazzi. Hai ragione, secondo me, quando dici l'Uan Marroc, perché questo è un discorso che spesso, no? In passato, sta arrivando quest'arbitro, attenzione, ma c'è un arbitro che tu dici sta arrivando quest'arbitro, meno male. Io non mi sono mai sentito tranquillo con un arbitro, forse guardando, adesso che sto cercando di guardare anche le altre partite con un occhio un po' più distaccato, secondo me quello che, se c'è un big match, alla fine se la cava, può fare degli errori anche lui, può essere portato a fare degli errori anche lui dal VAR, è Doveri, è l'unico che mi sembra in grado. Poi sì, gira la foto di Doveri con lo zainetto dell'Inter, vabbè, ma ne abbiamo parlato più volte di quella cosa là ed è stata debancata. Potevi evitare, si sa che tutte le squadre danno i gadget e quindi potevi evitare di farti beccare con la cosa dell'Inter all'aeroporto, ma non è che io ho la sensazione che lui arbitrerà a favore dell'Inter o darà dei problemi alle squadre contro l'Inter. Non ho questa sensazione qua. Per il resto tutti gli altri arbitri mi sembrano tutti, e credo che Doveri sia alla fine della sua carriera, forse anche questo. Però poi devi vedere quelle che sono le prospettive. Ci sono arbitri che vogliono rimanere nel giro e fare i varisti a lungo termine, poi diventare magari capi di federazione, eccetera eccetera, e altri che magari se ne fregano, non lo so. Quindi togli Rocchi, metti un altro, non lo so se cambia. Hai ragione, è una considerazione che secondo me va ancora più nel profondo. Noi pensiamo che si dimette Rocchi, abbiamo risolto tutto cosa. Altre volte abbiamo pensato che con le dimissioni o estirpando alcune, sono le teste di Medusa, cioè ne togli una, ne crescono due. Quindi è corretto, non lo so come si risolve onestamente, mettendo proprio qualcuno esterno, nemmeno il professionismo che diceva Spalletti, ma proprio qualcuno che viene da fuori Italia. Forse saranno scarsi anche all'estero, ma almeno non ho quella sensazione che tengono da mangiare pure loro. Buon pomeriggio a tutti amici bellini, amiche belline. Siamo senza fiato e dopo aver giocato un'oretta, un buon primo tempo, nella ripresa l'Atalanta aveva i cambi e quindi ci ha battuto, ma per quanto riguarda gli errori arbitrali poi li commentiamo in live, perché ormai ogni partita, cioè, non si sa più cosa aspettarsi di peggio. Però siamo senza fiato. Io solo quello che mi rammarico è l'entrata un po' in ritardo di Lukaku. Secondo me ce l'ha più minuti nelle gambe e infatti si è vista la differenza. Secondo me con Lukaku in campo l'Atalanta si è abbassata molto e Ian attacca le papere, perché Lukaku con il fisico difende meglio e Højlund può partire in velocità. Questo è l'unico rammarico, se no per il resto Alisson ha fatto un'ottima partita anche quella di Beuke, ma secondo me che ha rimesso un po' a posto le cose per quanto riguarda le sue prestazioni. Io direi che ha risposto sul campo quest'oggi, quindi cerchiamo di salvare il salvabile e lottiamo per conquistare la posizione Champions, che abbiamo capito, ormai il Palazzo ha deciso che dobbiamo fare forse il quarto posto, forse. No, sì, su Alisson sono d'accordo, o Beuke, ma sono d'accordo, su Lukaku no, secondo me veramente non ne ha più di 5 e anche quei 5 si vede, non è che tu dici c'ho 5 minuti di grande scatto e poi non ce la faccio, è proprio uno stato di forma, cioè Lukaku avrebbe bisogno di 2 o 3 mesi di ritiro precampionato per poi arrivare
a essere scattante, eccetera, eccetera, ma dobbiamo ripetere il discorso del cellulare, cioè la batteria di Lukaku al 100%, l'anno scorso era al 70%, la vita della batteria del cellulare di Lukaku, adesso sarà a 60% e forse dopo un infortunio pesante come quello che ha avuto, con la sua età e con quella struttura, il Lukaku al 100% forse oggi ti vale 40%, ti vale il 40%, il 40% di un giocatore così grosso perde tantissimo delle sue possibilità. Quelli scattanti, 40%, ti possono dare in pochi minuti quello che ti possono dare. Cioè, ad oggi Lukaku veramente ti dà poco. Negli altri spezzoni dove è entrato, comunque ci aveva messo lo zampino. Quello che dici è corretto secondo me, nel senso che Lukaku fa abbassare l'Atalanta, ma era anche perché è una presenza che ti costringe a stare più attento. Se c'è anche Højlund, se lo devono dividere, no? Devono andare su entrambi. Quindi sotto questo punto di vista sì, e Lukaku ha dimostrato anche in pochi minuti nelle altre partite dove è entrato che può avere un'occasione, può avere una parata, oppure uno l'aveva parato, uno l'aveva ciccato. Però purtroppo non ti può dare nessuna mano nella manovra perché il tempo che si gira se lo sono presi, il pallone si sono riorganizzati. Quindi sotto questo punto di vista è veramente una mossa disperata. Quando entra Lukaku vuol dire proprio che sei alla frutta. Alla luce dei calendari di Napoli, Juve, Roma e Atalanta, secondo te possiamo farcela arrivare in Champions League? Caro Alfonso, sì, ce la possiamo fare. Ce la potremmo fare. Abbiamo tutte le possibilità per farlo. Se poi non è il caso, lo scopriremo. Che ti devo dire? Però, ecco, io mi sento veramente male, perché è il quando, è il concetto del quando. Era adesso che tu potevi dare una bella botta alla classifica e potevi dare una risposta a tutti. Non può essere venuto in mente solo a me che l'Inter poteva avere una botta fisica, che la Juventus poteva avere una botta psicologica, e quindi tu ridavi una dignità a questo finale di campionato, come a dire: oh, aspetta, non è che stiamo solamente lottando punto a punto per il quarto posto, vediamo di andare più avanti possibile, vediamo le altre come reagiscono. E se tu dai una botta importante si ricomincia a parlare, ok, forse il Napoli che ritrova dei giocatori può essere una minaccia, nel senso, ma non una minaccia per la classifica, per il campionato, chiariamoci, ma per le avversarie che affrontano un Napoli cazzuto, forte, che va in campo senza problemi, un po' più riposato delle altre. È una squadra che non ti lascia il campo come abbiamo fatto nell'annata di Garcia, di Mazzarri e di Calzona. Questa è una squadra che la devi affrontare al massimo delle tue possibilità. E oggi questa era la risposta. E la risposta che abbiamo dato. Che secondo me abbiamo dato. Atalanta non è una squadra che ti stende i tappeti rossi, è una squadra che lotta, che picchia. Sei stata all'altezza di questa cosa qua, e fondamentalmente dovremmo fare una controclassifica, dare voti alti ai ragazzi e considerarci con 3 punti in più, guardare una classifica tutta nostra immaginaria. Ma poi che facciamo? Consideriamo queste, non consideriamo il Verona, non torniamo indietro. Sapete che tornare indietro a me non piace, perché si sviluppa tutto un altro campionato se i risultati sono diversi. Però è il quando, e hanno saputo quando darci una botta devastante. Ciao ragazzi, ciao a tutti, saluti da Torino come sempre, cerchiamo di essere obiettivi, ok? Non usiamo rabbia, non usiamo nulla. Diciamo che io solitamente parlo non sempre a favore della mia squadra, quindi parlo per ciò che è giusto. Il rigore non c'era, probabilmente, per me non c'era, poi insomma ognuno con la sciarpa addosso dice quello che vuole. Visto da dietro non c'era, visto da davanti c'è il leggero tocco di ginocchio, ma Højlund non fa nulla per rimanere in piedi, parliamoci chiaro, che è anche giusto visto il calcio di oggi. Il gol invece di Gutierrez è regolarissimo e lì non so più cosa dire. Quando ho subito 1-1 e 2-1 non mi sono neanche dispiaciuto, perché ormai sapevo già tutto, cioè sono ormai abituato a ricevere torti arbitrali e cose del genere, quindi va bene, guardiamoci la partita per passione e per amore della squadra, basta. Bisogna semplicemente supportare questi ragazzi e vedere dove riusciamo ad arrivare, ok? Speriamo in Champions. Scusa se mi sono allungato un attimino e un saluto a tutti. Grazie Pino, e mi fa piacere che comunque, vedi, ognuno poi trova dei modi per rimanere attaccato, anche se sei demoralizzato, anche se ti senti
ti senti un po' preso in giro e vorresti mollare tutto, poi arriva la partita e te la vuoi guardare. C'è chi se la vuole guardare per il gesto tecnico, c'è chi per la curiosità, vediamo oggi cosa si inventano, per un po' di masochismo, oppure per la voglia di vederli essere sfacciati, c'è chi invece semplicemente per supportare i ragazzi, perché sentono di voler stare vicino ai ragazzi. Ognuno ha i suoi motivi per continuare a seguire o per non seguire. Che succede qua? Prince Charles non ho seguito. Phoenix, fammi capire di che si tratta. Prince Charles, perché? Perché ti vogliono bannare? Fatemi capire. Non litigate tra di voi, che non mi sembra proprio il caso. Buonasera, oggi non ho potuto guardare la partita. No, non da guardare, Giovanni, uno scandalo arbitrale. Cioè, 3 parole, uno scandalo arbitrale, non te la guardare. Non te la guarda, te la vedrai. Ti vedrai solo le immagini, gli highlights e dirai, ah però l'Atalanta, no. Ciao Drugo. E che il sorriso non ce lo toglieranno mai, ci faranno arrabbiare tanto, ma il sorriso non ce lo tolgono, non ci disuniamo. Infatti non vi disunite, non ho capito perché, se stavate litigando, che stava succedendo. Non fate i bravi, almeno quelli là della community, quelli là. Poi se arrivano gli estranei, gli esterni, non ci possiamo fare niente. E grazie anche a Silvio, Valerio, Guido e tutti gli amici bellini, grazie a te. Non vi arrabbiate, fate arrabbiare me, fatemi essere la voce dell'arrabbiatura, ma non vi arrabbiate tra di voi. Complimenti all'Atalanta. Fagli fare i complimenti all'Atalanta. L'Atalanta non ha, tra virgolette, non ha colpe, se non quello poi delle dichiarazioni postume di chi Ian gli scappa pure, dice, no, secondo me non è fallo. Perché poi Freud è grande, no? Gli scappa mentre ne parla. Eppure Paladino che dice no, quello è fallo, ci sta. Eppure Ian me l'ha detto. Ma che significa pure Ian me l'ha detto? È normale che da dice Ian. Dopo mai dice Ian, non ho simulato, mister. Vai tranquillo, i 3 punti sono i miei perché ho simulato. Anzi, mi dovete dare il premio, il bonus partita, perché ci ho messo la faccia, ho simulato io. Cadaric. Fallo netto di Højlund, ricordati che basta l'intenzione del fallo, giusto annullare. Esatto, che manca l'intenzione, non stavo capendo, no? È sarcasmo, vai. Oggi provo ribrezzo e come dissi l'altra volta c'era anche Guido in live. Mi sono scocciato di vedere queste partite perché è tutto scritto, cioè la Juve perde col Como in casa, noi vinciamo, cioè stiamo 0-1. Ci sta il rigore che non puoi annullare per il protocollo, ci sta il gol che ha fatto proseguire l'azione, abbiamo segnato e fischiato, cioè quindi se noi avessimo preso il fallo non fischiava. Cioè è una cosa studiata là, cioè proprio voluta, perché il vantaggio credo che si dia quando è fuori gioco, cioè tu devi controllare fuori gioco, ma non puoi dare vantaggio sul fallo, il fallo devi fischiare subito se fa, cioè che cazzo di regola è, non ho capito. Io non scusate la parola. E poi se posso dire Conte oggi sbaglia perché Gutierrez è il migliore in campo, o comunque uno dei migliori, lo toglie per mettere Spinazzola e Politano peggio di Mazzocchi. Sono d'accordo, non lo so se Gutierrez aveva speso tutto nella speranza, ecco, vi dico col senno di poi, ovviamente non metto mai Politano, sposto Gutierrez a destra e voglio mettere Spinazzola perché lo so che in potenziale mi può dare delle cose. Purtroppo non ne aveva, anche lui fisicamente si vedeva che stava proprio a terra Spinazzola. Col senno di poi pure io vi dico lascia Gutierrez dentro, magari l'ha visto stanco, tutte queste cose qua purtroppo non le possiamo sapere perché non se ne parla. Sarò curioso di vedere anche il video di Pedulla. Pedulla ha sempre parlato degli arbitri, un po' di qua e un po' di là in generale, ha sempre parlato di Gravina, ha sempre parlato di Rocchi, si è sempre esposto molto di più dei suoi colleghi, devo dire la verità. Alle volte nei discorsi fa un po' caciara anche lui per cercare di dare un colpo di qua e un colpo di là, perché poi anche lui giustamente è seguito da tutte le squadre, quindi si va un po' in caciara, però io lo ascolto volentieri anche per altri motivi, perché mi fa ridere a volte quando si insama con le sue metafore, con le sue similitudini. Oggi Ranieri ha detto: sfioravo scudetti con squadre che non erano attrezzate per vincere, non puoi andare contro il mainstream, è una fatica inutile. Ranieri. Ormai la chiosa è di moda.
Io sono di un'opinione, l'unica cosa che vorrei dire al signor Conte, a parte Sì. quello che gli errori dei cambi che dicono tutti, ma quelli che cosa può fare? Scusate, Lukaku andava messo al pareggio. Come è entrato Lukaku, il livello di attenzione difensivo dell'Atalanta è andato al 100%, si sono abbassati in automatico. Quindi Lukaku va messo un po' prima. Cioè, non penso che abbia solo 10 minuti. No, qua vi ho già risposto, Lukaku per me non ha nemmeno quei 10 minuti. Cioè, se avessi Ambrosino, io metterei Ambrosino oggi al posto di Lukaku, perché so che si può girare. Il tempo che si gira Lukaku, siamo già nei minuti di recupero. Enzo Carbone, io e te, no? Non lo so se condividiamo le stesse frequenze mentali, perché molto spesso tu mi anticipi, dici una cosa che sto per scrivere, proprio non sai quante volte è successo, altre volte tu però c'hai un'ottima memoria, e quindi quando mi scrivi che deve cadere soltanto un meteorite per far uscire il Napoli dalle prime 4, io lo so che non è necessariamente una tua frase che stai dicendo, è un tuo commento, stai citando il sottoscritto me medesimo, che purtroppo all'epoca di quella stagione là dissi questa frase e me ne prendo tutte le responsabilità. Poi ovviamente tu te la ricordi, il resto di internet se la scorda, ma io mi prendo le mie responsabilità. Non ci credevo assolutamente a un Napoli fuori dalle prime 4 con Garcia. Resto anche convinto che forse se non avessi esonerato Garcia, non lo so. Diciamo che la cura Mazzarri non funzionò. Non siamo andati a migliorare. Anzi, fu una resa. Fu un gesto di resa. Di conseguenza, non caccerei Conte, farei finire Conte la stagione e farei avere dei dubbi sugli allenatori alla Juventus, perché adesso qualche dubbio sul filosofo Spalletti sta arrivando. Adesso lo sfizio è anche quello, no? Visto che è stato esaltato anche giustamente perché ha risanato una situazione, adesso stanno facendo il calcolo dei punti, stanno facendo la media punti che più o meno è quella là di Motta e quella là di Tudor, e più o meno siamo lì. E poi, senza considerare le cose che sono successe, qualcuno dice questo filosofeggiare, no? Dobbiamo essere un elastico che con la difficoltà poi andiamo, quando non arrivano i risultati diventa fastidioso Spalletti. Quindi adesso voi occupatevi di Spalletti, il Milan si possa occupare di Allegri, perché finché arrivano i risultati Allegri non è in discussione, ma se perdono 2 o 3 partite Allegri diventa indigesto, e Chivu dovrà rispondere del suo percorso in Champions. Hanno tutta la possibilità di ribaltarla la situazione, perché 3-1 a San Siro si può ribaltare, e ricordiamo che quel gol di Pio è fatto con la mano, e Chivo aspetta che un allenatore vada in conferenza a dire sono stato avvantaggiato da una cosa arbitrale, hai avuto una seconda opportunità amico mio, non l'hai sfruttata. Quindi questo tuo personaggio che avevi costruito e che ti hanno aiutato a portare avanti, lo stai sfaldando con i tuoi comportamenti finché ti arriva, vincerai sto scudetto e vabbè, però con quella squadra potresti andare molto più in là in Champions League, sono fatti suoi. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera Valerio. Io cerco sempre di non parlare mai di arbitri, lo sapete, cerco sempre di parlare di campo, no? Nonostante Verona, Roma sono state difficili da digerire. Oggi io lo dico a tutti, non si parlerà di tattica, almeno da parte mia, basta, mi dovete spiegare che cazzo è successo. Cioè, lo dirò, scusate il linguaggio poco, abbastanza colorito, poco signorile, ma basta, il tempo di fare il signore è finito, siete la monnezza d'Italia. Capo arbitro Rocchi, arbitraggi stessi che scendono in campo, lo staff, guardaline, VAR, non me ne frega niente, siete tutti quanti lo schifo di questo campionato. Cose che non si vedono negli altri campionati, né in Liga, né in Premier, né in Bundes, con questa frequenza. Cambiato e svoltato completamente una partita, Højlund non fa nulla, tutto l'andazzo della gara, già la Juan Jesus, che già avevamo detto, avevamo già notato, veniva bersagliato, non ha detto nulla ed è stato ammonito Juan Jesus. E tra l'altro il cambio di Oliveira arriva per questo giallo inesistente, perché Conte ha paura di restare in 10, e quindi veniamo il 2-1, perché tra l'altro tra le varie cose deve esserci Oliveira in marcatura su Samardžić. La scivolata di un non so chi dei loro, che non è stato ammonito perché l'azione è continuata, e poi dopo 2 minuti non è andato ad ammonirlo. Le mani dei loro sui nostri giocatori mai fischiate, invece al contrario sì, loro sempre fallo a favore. Gutierrez che fa tunnel, viene atterrato e non viene fischiato fallo. La brioscina, è vero, me la ricordo. Ma di cosa stiamo parlando?
ci spiegasse, dobbiamo fare casino, tutti, tutti. Ah, vediamo che cosa succede. Se io metto questa, poi mi sposto. No, non è venuto bene. Guido, non è venuto bene. Basta, è un cronometro che va in avanti, non è un conto alla rovescia. Si fa tutta la live così. Guido è capace che si fa tutta la live così. Ma gli dai torto? Io non gli do torto. Perché Guido le cose ce l'ha dette prima. Che le devi dire a fare adesso? If I speak, I'm in trouble, yeah. Dart Marotta. 52, 52. No, si fa tutta la live così. Ascolto un altro vocale. Perché è giusto che Guido non... Ah, finito. Hai suoi chat. Buonasera amiche bellini, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Buonasera Guido. Ascoltiamo il vocale. No, non lo so, vuoi fare un editoriale? Vogliamo farci querelare? Non lo so, decidi tu. Difficile che mi querolino perché non racconto balle, bugie, non insulto nessuno. È vero. Potrei farlo a me stesso, nel senso per noia, per ripetere quello che uno ha già detto. Perché che cosa dovrei chiedere di nuovo? Che cosa significa chiaro, evidente? Perché a volte è noioso. È noioso, stancante, l'ho detto, avvilente, mortificante. Ecco, per citare a questo punto Manna che ha detto, sì, potremmo dire la stessa cosa di lui. Io dicevo sempre, ma prendete degli scudetti, insultate quello che volete, io non baratterò mai l'intelligenza umana col tifo. Ecco, quello che dà fastidio è la presa per i fondelli, perché con il VAR, questo protocollo, tutta quella letteratura che prima poteva essere definita chiacchierata al bar, no? Non c'è più. Esatto. Con la tecnologia tu dici non c'è più. Io poi non amo anche, fammi dire questa cosa, ormai questa cosa che dal Covid in poi ha incattivito le persone sul fatto del complottismo, eccetera. Ma la congiura di Cesare, che cos'era? Un invito a cena andato a male? Cioè, se tu ci pensi, fammi dire, non faccio un editoriale, la storia dell'umanità è fatta di complotti. Ma qualcuno dirà, Guido complottista. No, io sto parlando di storia. Ma le guerre nascono da false informazioni. Cioè, la storia dell'essere umano è fatta di capolavori, di arte, purtroppo di guerra e di complotti. Che siano in campo militare, che sia in campo amoroso, che sia spionaggio industriale per brevetti, eccetera. Quindi perché anche questo fatto, complottismi? Cioè, i complotti fanno parte della storia dell'umanità. Nel caso nostro, la chiudo, noi a Calciopoli che cos'era? Una partita a risico che non si è fatta invece di andare in pizzeria e giocare a risico. Non lo vuoi chiamare complotto, lo vuoi chiamare imbroglio, truffa, cosa antisportiva, sistema, eccetera. Cambiamo nome, ma che cos'era? Quindi anche questo fatto, basti complotti. Il giorno dopo che io dissi quella cosa, Saviano ha parlato. Ma Saviano non ha parlato da un punto di vista sportivo, quindi complottisti, Marosca, ha parlato da un punto di vista delle sentenze di crimini penali, di infiltrazioni mafiose all'interno delle curve. E che cosa sono? Non saranno complotti. È la narrazione che ha accompagnato il calcio anche nell'ultima settimana, allora la narrazione che accompagna Vergara,
come la vuoi chiamare? Non la chiamiamo complotto, una narrazione imprecisa, sbilanciata, faziosa. Però se questa cosa, questa è la mia domanda, si ripete costantemente e si ripete costantemente in un modo così sbilanciato, perché almeno questo, non torturate la mia intelligenza, ma a fine campionato gli errori, si equilibra, eccetera, perché allora questa è la domanda, no? Come il fatto della tecnologia. Se una cosa si sviluppa sempre, famoso esempio che disse il mio papà da 0 a 100, vabbè, non si può fare 100, ma perché l'alternativa è 0, no? Può anche essere che uno si impegna all'80. Ecco, se è così, perché io devo credere alla buona fede? Perché OpenVAR dice una cosa però non fa sentire l'audio? Sembra più giustificare quello che è accaduto invece che spiegare quello che deve essere e come deve essere. Allora, se questa cosa si verifica sempre, no, sto facendo il discorso del Napoli, vedete, in generale, ripeto, perché mo qualche imbecille scriverà complottista a me, scelocosiano della prima ora, non fate brutta figura, però non posso manco essere preso per il naso, perché noi abbiamo nel calcio, ve l'ho spiegato l'altra volta giuridicamente, no? È vero che non posso andare perché a fare la denuncia in procura perché non ho le prove, eccetera. Però noi abbiamo le partite. Perché io devo accettare come se fosse un dogma cristiano la buona fede? Dice, me la devi dimostrare. Ok, ma io guardando la partita posso avere il ragionevole dubbio se una cosa diventa sistematica. Io ho Napoli-Verona, seguito da Napoli-Parma, dove non c'è bisogno del VAR per dare quel rigore a Di Lorenzo. No, non l'hanno dato. Io ho Napoli-Fiorentina, che è una furbata quella della mano. Vabbè, non si dà perché era a terra la mano, eccetera. Io ho Inter-Napoli, io ho Juventus-Napoli, io ho Genova-Napoli, perché Genova-Napoli quello si è buttato. Poi abbiamo parlato solo di Vergara. Attenzione, noi abbiamo un caso Vergara. De Laurentiis dovrebbe tutelare i suoi investimenti. Ha fatto Marotta, non l'ha fatto per Di Lorenzo, ma Vergara è un giocatore finito. Un fallo, ragazzi. Non gli fischiano più e lui tende a non cadere anche quando gli fischiano, e la stessa cosa sta succedendo. Di Guido. Oggi ci sono 3 fuorigioco non fischiati clamorosi, da cui uno nasce un calcio d'angolo e potevano pure segnare. Juan Jesus educatamente va a chiedere spiegazioni, si prende un giallo. E Juan Jesus è il punto forte del Napoli che diventa punto di debolezza, perché Conte è stato costretto a toglierlo. E dove abbiamo preso gol? Nel centrale, che abbiamo incominciato a soffrire. Cioè Juan Jesus, che prendono i colleghi mediocri, non ha fatto di nuovo toccare palla al suo dirimpettaio di riferimento, sempre in anticipo, Pulice, non ha fatto un fallo. Ha preso una ammonizione perché è andato a chiedere spiegazioni all'arbitro perché 3 erano fuori gioco. 7° minuto, 34° minuto, cioè se vuoi ve li segno, perché io poi qua non è che stiamo a pettinare le bambole, cioè assurdo, si vede dalle linee del campo, però comunque loro hanno guadagnato un calcio d'angolo su quell'azione e Conte è stato costretto a toglierlo, Juan Jesus, almeno che non abbia un problemino, speriamo di no, perché l'altra volta ci è costato il giallo e non voleva rifare il doppio giallo, non voleva doppio giallo, hai ragione. Stai unendo tutti i puntini che io preso dalla rabbia non riesco a unire perché no, io sai che me le segno e io sto avvertendo la sensazione che sia un giocatore puntato, perché lui ha preso un giallo al gioco fermo con l'arbitro girato di spalle. E non ho visto il replay, non ci hanno fatto No, vedere non è perché... spento, no, quello col Genova, no? Che c'è ok. No, parlavo di quello di oggi. Allora, se cioè, è tutto che, diciamo, però De Laurentiis, se Marotta dice una cosa a Napoli-Inter, per bilanciare i due pesi, e non li bilancerà mai rispetto a Marotta, perché sarebbe un peso piuma rispetto a un peso, ma tu hai avuto una sola voce contro nessuna. Con Vergara hai avuto una sola voce, e lì la società, addirittura nella domenica sportiva, dietro del disonesto, e dovette intervenire il suo procuratore nelle radio però napoletane, antisportivo dissero, un gesto antisportivo, non disonesto, però quella rimane là. E su Vergara lo stesso, l'hanno crocifisso. Vergara non può più giocare a pallone.
perché oggi Vergara ha subito 2 falli chiari non fischiari, uno era un fallettino, eccetera. Vattela a vedere, 9 minuti e 50 secondi. Hanno fatto il replay, anche questo. Mi fai vedere il replay di un'altra azione. Noi ormai con i social ci mandiamo poi i video, Valerio me ne manda, eccetera. Però dobbiamo dire che Marcolino è stato molto bravo, ha detto no, quella era l'altra azione. Dobbiamo dire quando poi i commentatori sono onesti intellettualmente. Qua dobbiamo essere sempre molto precisi nelle azioni. Però a questo punto diventa un patrimonio della sua società se questo ragazzo è condizionato in ogni azione. Perché salta l'uomo, eccetera, subisce fallo. È tutto molto squallido, ma è squallido la narrazione, perché se tu mi dici che il VAR interviene per un chiaro e evidente errore, ma non può valutare l'intensità di campo, me l'ha detto lo stesso Vate per il famoso cosa, eccetera, oggi diventa imbarazzante poi quello che... proprio imbarazzante da un punto di vista dialettico-intellettuale commentare una cosa del genere. E subito dopo, perché non accade un'altra partita che tu dici però nella stessa partita a pochi minuti, no? 42esimo, 46esimo insomma, del secondo tempo, nella stessa partita, stesso arbitro, come si chiama, solamente nel lato dove il guardarini si è perso 3 fuorigiochi, cioè, e che succede? E perché Chiffi non fischia il fallo? Viene fatto un passaggio, un altro passaggio e gol. Perché non ha fischiato il fallo? Non è il guardalinea che dice nel dubbio se sono testa a testa fate continuare così gol, là. Se fallo è fallo, perché ha aspettato 10 secondi? Io sono la persona più distante, essendo un seguace della logica deduttiva di Sherlock Holmes, però almeno le domande me le voglio fare, me le faccio, non rispondono mai, rispondono con altre cose, con fuffa, ma De Laurentiis è silente. Allora, se De Laurentiis è silente ed è tardi, io ve lo dissi, è tardi, lui doveva intervenire a Napoli-Inter, qualunque cosa dica adesso è finita, è tardi, abbiamo già il nostro destino, lo sappiamo già qual è il destino di Napoli questa stagione e non è per pessimismo, significa che gli sta bene, a prescindere che poi a fine anno si fa il capopopolo, la Juventus si chiama, no, nella vita c'è il quando, come le non scuse, scusa Valerio, è stata colpa mia, cosa posso fare per rimediare? Da un punto di vista culturale e intellettuale, quelle di Bastioni non sono delle scuse, sono una presa per i fondelli. Scusa, me l'ha insegnato un professore americano, è stata colpa mia, cosa posso fare per rimediare? Bene, l'abbiamo visto. Ti sei fatto ammonire perché così non salta il derby. Allora ti prendi i fischi di Lecce, non abbiamo l'anello al naso qui. Sentiamo i vocali se ci sono domande. Simone ci ribadisce, dice Vergara lo stanno trattando peggio di Krasic. Ricordiamo, Krasic passa alla storia per una delle simulazioni più goffe e ridicole. Bologna. Proprio il tuffetto senza nessun tipo di intervento. E mi ricordavano che De Laurentiis padre non sta parlando. De Laurentiis Edo invece ha fatto una storia su Instagram scrivendo ci avete rotto il calcio con i puntini sospenti, avete rotto il calcio. Maldestro, no, ma più che altro non sposta nulla, perché la storia su Instagram, dove tra l'altro lui non è seguito da nessuno perché c'ha 13.000 seguaci, non è Twitter. Di fare domande serie, e visto che tra l'altro noi non possiamo pretendere nulla, perché io non amo il termine per educazione nella vita, è pretendere, ma chi è proprietario di una squadra di calcio, no? E ovviamente fa degli investimenti, eccetera. No, loro possono pretendere, perché essendo il loro investimento non solo economico, ma di tempo, di professionalità, di rapporti di lavoro, eccetera. Quindi se permetti, io lo dico sempre, non ci facciamo prendere dalla volgarità, niente, falliti, rotto il calcio, io qua non sono venuto a fare chiellini, avete rotto il calcio, finite il calcio, populismo, però aspirare a un calcio migliore che diventi attrattivo, io da sportivo ancora non voglio abdicare, no? Posso aspirare, Valerio? Caspita. Il presidente di una società può pretendere, facendo domande chiare ed evidenti, e pretendere delle risposte altrettanto chiare ed evidenti. Da sportivi non dobbiamo perdere lucidità, però io non vorrò mai mettermi l'anello al naso e essere preso per i fondelli, punto, ho finito.
Ho riguardato con attenzione, ho rivisto l'azione. Chiffi nel momento del contatto sta per portare il fischietto alla bocca, si ferma a metà del gesto. In quel momento non lo ha ritenuto fallo. Chi è quello che stette zitto, la Juve fece invasione di campo sui due dirigenti in un Udinese-Juventus, dove dal regolamento non potendo entrare lì, stette fermo. Vale Guido, secondo voi non ci sta fallo su Mazzocchi prima del calcio d'angolo del pareggio? Io non me lo ricordo. Parte che no, perché ha sbagliato lui proprio l'azione, non è fallo. Poi potrei aver visto male, anche perché non ci degnano di un cavolo di replay, perché degni. Qua invece bisogna dirle le cose, perché certe cose sono cose che devi chiedere l'elemosina. Poi ovviamente, per esempio, fammi dire una cosa tecnica, Valerio, che non ti ho detto manco, diciamo, in privato, perché me l'hai mandata tu. Sì. Perché, quella quel doppio tocco di mano della Roma, perché così mi fai dire una cosa importante. Vedi, me la cavo in 30 secondi. E una delle cose che mi viene simpaticamente rimproverata, non è il termine giusto, che quando vedo i film con qualcuno, no? Poi subito dopo dicono, però non è giusto, no? Tu noti delle cose che noi non notiamo, però il prodotto è uguale per tutti. Semmai il mio occhio più esperto, cioè. Ecco, Valerio, il prodotto non è uguale per tutti. Premesso che io non sono né Dio né il Vate 1, il 2, il 3, né dirò quei tre termini, eccetera, quindi io posso perdermi un'azione, per carità, però, caro Vale, le riprese sono molto lacunose, cioè quella cosa non ci è fatta vedere, ed è molto grave, perché è come l'episodio del rigore di oggi. Io pretendo, e qua per la trasparenza del calcio, e qua sì lo pretendo, perché altrimenti mi metti il dubbio che non ci sia trasparenza, che tu mi devi far vedere tutte le inquadrature possibili, poi decide l'arbitro, non me ne scegli tu una, perché questo non è cinema, ecco il parallelismo. Questo è veramente assoluto cinema. Questo è calcio, sono ben diversi, perché oggi sul rigore tu hai fatto vedere una sola inquadratura, che è quella che sembra meno, c'è una dove si vede che lui comunque la gamba al compasso la allarga, poi non è tocco forte come hanno detto le nostre amiche, ha detto non devi ammazzare la famiglia, fammele vedere tutte e tre, e l'arbitro in base alla sua esperienza di campo, alla sensazione che aveva, a queste tre immagini, tre se sono tre, due e mezzo, quattro aggiuntive, si parla là. Stiamo vedendo col Napoli, lo vedemmo pure per Napoli-Verona, che tu ne scegli una. No, ne hai 3, 4, 5, 2 e mezzo, me le devi far vedere tutte. Perché una non, perché stai scegliendo tu. No. Esatto, e questo ritorniamo proprio a Ancelotti. È il VAR che prende le decisioni o Ma è l'arbitro in campo? dal VAR. No, è perché il VAR che sceglie quale immagine dare. Però sta facendo una scelta. Esatto. Perché in base a che cosa? Di nuovo domande, non le faccine di Edo. Domande. Allora è così che loro fanno una scelta. Allora mi stai dicendo che in quel caso è più importante dell'arbitro di campo. Però se c'è un'immagine migliore o che può creare un dubbio, eccetera, perché sono tutti, ma quello è, se crea il dubbio, il VAR vuol dire che non può intervenire perché c'è il dubbio, cioè perché è grigio. Sul famoso presunto, perché rimane molto presunto, tocco di mano di Napoli-Verona, 2 su 3 fanno vedere che non c'è, una dà l'impressione, perché è schiacciato, che sembra, no. Tu hai scelto quella, non hai scelto quella di fronte del petto, eccetera. Perché? Come si chiama, Guido? Bias cognitivo. Cioè quando tu cerchi, quando tu sei convinto già di una cosa e cerchi degli indizi per avvalorare la tua idea. È quello, forse proprio la chat, se si chiama bias cognitivo o no. Cioè, sì, che tu cerchi delle conferme su una cosa di cui tu già ti sei convinto, e se vedi 2 immagini tendi a scegliere quella che ti dà ragione. E quindi è questo il lavoro che sta facendo il VAR in questo momento. Non mi piace, posso dire. Non può essere, non può proprio essere, perché non mi crea una situazione di trasparenza. Confirmation bias, bravo, bravissimo, no cognitivo, confirmation bias, perfetto. Guido, l'altra domanda che ti facevano è sul famoso dossier, cioè può il Napoli, avrebbe senso prendere in consegna per esempio tutti i tuoi appunti
prendere le immagini con cose accadute in campo inoppugnabili potrebbe rivalersi a livello giuridico contro l'AIA? La situazione è molto ingarbugliata perché noi dobbiamo capire anche come funziona. Tra l'altro, Gravina pare che voglia andare nella direzione diametralmente opposta a quella che, non dico suggerisco, auspico sempre io, ovvero di un controllo ancora più forte e diretto della protezione, dove scegli tu il designato. Quindi sì, non lo farà e non si sta andando, questa è facile la mia risposta, in quella direzione. Quindi tecnicamente può far tutto, può segnalare, una volta lo fece lo stesso Marotta, dicendo, quindi famosi dossier. Ma più che dossier, una lista molto semplice. Dossier sembra una cosa di spionaggio, poi alimenti quelli che dicono non c'è il complotto, non c'è... Parliamo in maniera molto calma in italiano, facciamo l'elenco a dare e avere, vediamo qua c'è stato un errore, però diciamo sono 5-1 in questa partita, 4-3, 5-0, vediamoli al finale, e già incominciamo a vedere che non è vero che sono... Fammi rispondere pure a questo. Come fai a stabilire che sono inoppugnabili? Accetto questa domanda, perché come fai? A chi si riferisce? No, nel senso non ho capito. Al gruppo, al messaggio di prima, no? Fai il dossier delle cose inoppugnabili. Come si fa a stabilire quali sono inoppugnabili, che tu dici sono oggettive proprio? L'accetto come domanda, perché ci sono degli episodi grigi dove tu dici, magari io con la sciarpa del Napoli lo vedo in un modo, quello con l'altra sciarpa la vede in un altro, e l'arbitro può decidere, oppure nel metro che ha l'arbitro in quel caso, lui è un arbitro che arbitra così, lascia correre o non lascia correre. Aggiungo, se ci sono delle cose non inoppugnabili, e cioè grigie, lì si stabilisce che il protocollo è stato violato. Perché se è stato chiamato il VAR in situazioni grigie dove l'arbitro ha preso una decisione e non c'è un chiaro ed evidente errore, allora si può fare tranquillamente il dossier di quando il VAR viola il protocollo. E anche peggio invece, io rispondo a questa domanda. È anche peggio, perché nel primo caso, guarda, io preferisco un errore clamoroso, mi crea meno dubbi. Perché se io ne ho 5 grigi, vedi più, io non conosco la persona, quindi non so se è una persona seria, uno che vuole provocare, che vuole capire, che vuole imparare. No, ma io l'accetto, cioè se è una domanda che dà... La prendo invece con uno spunto culturale. Sì, esatto, così. Attenzione, quindi per esempio, vedi, io non avendo nessun preconcetto nei confronti di questa domanda, e la prendo invece come spunto molto interessante, è peggio, perché se io ho 5 episodi grigi, proprio per quella famosa regola che a fine anno si equilibrano, che non sono lì, gli arbitri sono tutti onesti, a buona fede, non dico 3-2, 2-3, 4-1 almeno, ma 5-0, e più sono grigi e più questo famoso, quello quanto è bravo mio papà, è 0-100, perché alla lunga una cosa, io 2 cose ho sperato di... e uso un termine per una volta che può sembrare presuntuoso, di insegnarvi. Imparate a fare i confronti omogenei, vedi la caduta di stile di Kivu che è imbarazzante, e nel calcio una cosa sono lo studio dei dati, un'altra cosa è la statistica che esiste, nel senso che poi tu utilizzi l'inferenza statistica per quella cosa, però non è la roulette, perché c'è lo stato di forma, gli infortuni, i cartellini, la tradizione, l'arbitro, può essere una giornata dove piove, ci sono tanti elementi, perché nella roulette tu potresti avere anche che per 50 volte esce il rosso, ma che il Napoli vince 50 partite di seguito, mai capirà, no? Quindi è un po' più sofisticata l'analisi del calcio, cioè, non può essere così fredda. Allora, se gli episodi sono grigi, e chiudo, e su 10 che ne abbiamo analizzato sono 10-0, io una domanda me la devo fare. Certo. Cronos ha confermato che insomma stava facendo l'avvocato del diavolo proprio per dire, ci risponderebbero, come fai a dire che non sono chiari, e quindi abbiamo risposto a questo. Vogliamo un'altra conferma? Negli highlights del canale della Serie A il secondo tempo inizia con il pareggio dell'Atalanta, manca il gol là, cancellazione selettiva dei fatti da ministero. Episodi ne abbiamo tantissimi, adesso non abbiamo, io non perché sia
innamorato di Elmas, di Valerio e le altre cose, siccome quello, ecco, invece rispetto alla domanda che ci ha fatto, lo strozzamento al collo di Elmas lì non è dubbio, grigio, eccetera, è facile e sparisce dalle analisi, dal dossier, dalle immagini, dalla narrazione, da Marotta, eccetera. Ha detto incominciamo che alcuni episodi che proprio lì non puoi dire niente, ma invece vengono cancellati, diventano una testimonianza storica che è successo, perché poi per quanto, a parte che Guido non c'è sempre, nel senso non è ovunque, non è su tutti i canali e non è Dio, non ha la pretesa. Ragazzi, ma voi mica vi ricordate di ogni partita, ogni cosa là? E ovviamente sparendo le immagini, queste alle lunghe non esistono, perché poi nella narrazione è più importante il peso specifico delle importanze di una società e di chi ovviamente parla di quelle società, fa sì che poi alla fine non esistono quelle cose. Invece sono esistite. Ma io sono il primo che mi E di dimenticherò. nuovo, certo, ma è di nuovo, scusa, se invece siamo tutti onesti, non c'è malafede, tutti bene, cioè, perché la cancelli? Esatto. Ah, Invece, che vuoi sapere? La partita al primo tempo bene, a parte due sfuriate dell'Atalanta. Secondo tempo bene, il Napoli va su 2-0, una bellissima azione. E lo shock è stato enorme perché sono successe queste due cose, due torti presunti comunque nella mente dei giocatori. Il cambio di Juan Jesus, loro hanno messo comunque forze fresche, i nostri due cambi non hanno reso bene. Col senno di poi io ti potrei dire ma non vale nulla sia perché lo dico io e sia perché non siamo in campo che ripeto, non dico non mi è piaciuto, non avrei tolto Guti, a parte che però può darsi che era stanco e altre cose, perché mi sembrava un giocatore in palle incisivo e forse Vergara invece aveva tutto, rischiava di diventare macchinoso e brillante. Poi è giusto che insomma tu metta una forza fresca come hanno fatto loro, però giustamente i cambi non hanno inciso. Il cambio di Juan Jesus è stato tremendo perché hai messo un difensore e hai perso la possibilità di mettere probabilmente Gilmour. E quello, e secondo me quel giallo ha cambiato in male la partita, perché l'altra volta noi abbiamo visto che non solo potevi anche tenerli tutti e tre, pure Elmas, Gilmour, Lobotka, però è col senno di poi, no? Certo. Che tu hai sprecato un cambio per un difensore. Possiamo sbagliare, un'analisi, poi Conte ha fatto bene a non parlare perché oggi sarebbe stato penso squalificato cioè conoscendolo a caldo credo che ne avrebbe detto sì, anche sarebbe perché andato oltre. lo stanno proprio, pure io mi censuro martoriando da morire. L'impressione è stata quella di non rischiare un'altra volta una doppia munizione, perché sentiamo un comunque vocale di Versatile. Paura, infatti. Stasera saluto così te, gli amici bellini, non mi interessa perché sta calmo. non voglio commentare il rigore perché se non sei l'Inter ovviamente il VAR interviene e corregge magari l'arbitro, vabbè. Ma il gol, il 2-0 ha fischiato falla Højlund è un'indecenza perché là 2-0 partita finita, l'Atalanta non c'era più in campo, capì? Invece tu facendo così hai rimesso l'Atalanta in gioco, poi è arrivato quell'1-1 e poi dopo è finita la partita perché il Napoli non ce la fa più, non lo so, forse neanche in Champions vogliono farci andare. A sto punto lo devo pensare perché altrimenti Schiffi, Aureliano, il mago Zufferli tutti insieme appassionatamente non ce li mandavano. È inutile che ora ci vengano a dire ma l'Atalanta mica ha fatto 2 gol irregolari, no, ma tu non ci hai dato modo al Napoli di ammazzare la partita e questi l'hanno ribaltata. Semplice, non ce n'è più, no, il Napoli non c'è più, finita. Cioè addirittura è una voce rassegnata. Fabio Versati di solito è un combattente e lo capisco. No, il Napoli. Guido si è bloccato? Tu adesso no. Ok. No, ma il Napoli non va in Champions, non è che non ci vogliono andare. Questo è come il Napoli-Cagliari che annullarono il secondo gol a Osimhen, eppure quello è dimenticato, perché Napoli-Verona, Quadrato, eccetera. Ma la gente si è dimenticata che noi avevamo vinto col Cagliari 2-0, gol legittimo, e per un manco un appoggio, eccetera, fu annullato. E Gattuso era già l'anno di Gattuso. Sì.
La Juve era indietro, e poi lì no. Maronami. Guido, ma fammi capire, io poi non ho guardato più la classifica perché io ero rimasto con la possibilità mia fantasiosa. Vuoi vedere che i ragazzi si gasano? C'è questa possibilità strana solo nella mia mente che un po' di contraccolpo psicologico, la Champions se perdi male te lo può dare. E l'ho notata questo approccio da parte del Napoli, cioè la voglia di andare. La classifica, perché il Milan ha perso. Cioè saremmo andati, giusto per vedere, saremmo andati a -1 dal Milan, -1 dal secondo posto. No, oggi era chiuso il discorso Champions per le altre. Cioè, mi La aiuti vittoria a del dire... Napoli era al contrario, era proprio chiuso, poteva proprio amministrare, farsi anche qualche pareggio stupido, eccetera. Il punto di forza, no? A prescindere dalla sconfitta del Milan, con la sconfitta del Milan tu potevi dire mi tolgo la soddisfazione di puntare al secondo posto perché quelli hanno cominciato a battere in testa, ma i giocatori parlano, sanno quello che è successo, vedono se la società si comporta in un modo, Conte, parte forse io, tu, non so come la pensa un Paolo Del Genio, non lo vuole più nessuno a Napoli da mesi come giornalisti, eccetera. Penso che la sua esperienza a Napoli, non che lo voglio, non che è un mio desiderio, non che boccio la stagione di Conte, no, io dico l'ambiente l'ha già accompagnato, no? Come i vari Jorginho, eccetera. Non ho usato questa espressione, brutta aria tira da tutti i punti di vista e quindi noi non abbiamo la forza quando non lotti per lo scudetto per andare in Champions e si ha proprio la netta l'impressione che tu combatti contro qualcosa che è un muro di gomma che non puoi sconfiggere. Noi vediamo col Verona, no? Ma non guardate il calendario, a parte di -10 classifica guida, perché poi il calendario adesso sono facili, il campionato del mondo, l'Intercroll, come si chiama, adesso la settimana Sipo, se no faccio incacchiare Valerio quando vi faccio vedere tutti i dati che poi uscendo dalle coppe facciamo meno punti storicamente. Col Verona noi abbiamo pareggiato in casa con 3 torti arbitrali, col Parma noi abbiamo pareggiato in Luigi, casa. ma perché non rinunci tu alle prossime live? Io pure se non vado in Champions League vado live. Io ho Luigi... detto che è un'impressione, ma in italiano. ma con Luigi c'è scontro. Io prima o poi pure mi rompo il cazzo perché io sono umano, eh. Voi mi vedete che io mantengo la cosa, ma a un certo punto sono umano e pure mi rompo i coglioni. Non è Luigi, no, aspetta qui. Luigi, è tornato De Bruyne. Ha salutato i tifosi. Sei contento? Perché io mi ricordo tutto. Voglio andare live, anche se retrocediamo. Secondo te, se vado in Serie B non vado live? Uno dei professori, mio fratello, grandissimo gentiluomo di Posillipo, diceva che lui parlava con i tifosi del Napoli che avevano fatto l'abbonamento in Serie C. Quindi questo signor Luigi sei risulta triste se vieni live, se pensi che fai la live solamente per la Champions League. Non è una questione di scaramanzia, di pessimismo, di tirare i piedi, come sia. Io, dopo il 2-2 con l'Inter, non ero contento, perché per me già era finita con la... E prendo una posizione intellettuale sul campionato. Lo dovete capire, punto. Io sono contento se vai, però ci sono 3.000 segnali e non li dico tutti per bravità per Valerio, e sono 3.000 a 0. C'ho un retrogusto. Ciao amici belli, ciao Valerio. Io l'avevo già scritto più volte in live, poi non ho mai avuto la fortuna di avere una risposta da te o da Guido, ma sinceramente l'ho detto, la soluzione è una, non succederà mai, ma togliamoci gli abbonamenti da DAZN, iniziamo a svuotare gli stadi, perché è inutile, è già tutto scritto a tavolino, tutto scritto a tavolino, cioè è incredibile, ci hanno sempre detto che in caso di contatto il VAR non può intervenire, il VAR interviene, e vabbè, è un rigorino e non protezione, ma sul gol di Højlund è lì perché il VAR non può intervenire, perché c'è il fischio prima? Cioè, non fischiano sul fuorigioco di 40 metri, aspettano che finisce l'azione, ma invece fischiano prima? Cioè, che cosa c'è da dire? Poi è normale che poi dopo un po' sei contro l'Atalanta, magari sono più freschi, hanno più campi, tutto quello che volete voi, e giustamente dopo la partita si indirizza dall'altra parte. Ma davvero vogliono farci fuori anche da questo? Anche dalla Champions League? Visto che hanno fatto le merdate, scusate il termine, con la Juve, devono fare le merdate con noi, così almeno pareggiamo, no? Cioè, così è diventato davvero impossibile. Guido, questa storia di sdire da zone eccetera cambia qualcosa? Cioè, No, capito? Cioè... comunque la gente si è visto
durante il Covid, servirebbe un cambio culturale, ripeto, da parte di tutti, ma chi lo deve fare se gran parte delle persone non hanno quel grado di cultura e di sensibilità? Servirebbe un azzeramento che dicono tutti quanti, tutti i vertici, tutti i dirigenti, tutti i commentatori, ma chi lo deve decidere? Cioè, dire, manco se viene, no? Un alieno, perché ovviamente quando Marotta dice quella cosa lì, un giornalista dovrebbe dire: Mister Marotta, però l'anno scorso lei ha fatto un gol con la palla che era uscita da un metro e c'era quella con 4 giocatori davanti al portiere e c'era il famoso rigore con l'Inter che è là lì e c'era, e uno incomincia a mettere il 2, e il Napoli, prendiamo solo Parma-Napoli, il gol era regolare, annullato per un presunto e di nuovo fallo di Simeone mezz'ora prima, e fanno vedere una sola, perché io poi me le ricordo le cose, no? Però quale persona ha contraddetto Marotta? Lui ha detto: noi abbiamo perso uno scudetto per un rigore che non ci hanno dato ai danni uno scudetto ai danni del Napoli, e quella è una narrazione. Fammi rispondere un attimo. Non sono incursioni di nuovi cosi. Io certi nick me li ricordo. È un utente che è ostile da quando abbiamo cominciato, proprio tutta l'annata. Succede una grande partita così, è comunque non c'è stato De Bruyne, cioè, è comunque colpa di quindi è un'ostilità nei miei confronti, magari nei confronti di Guido, è un'ostilità generale. Quindi non sono incursioni di nuovi utenti. Io mi ricordo tutto cosa. Alle volte faccio finta, alle volte faccio buon viso a cattivo gioco, alle volte non voglio cadere in provocazione, ma se mi acchiappate storto, io storto sto. Cioè, capiamoci. Sì, Questo, scusa. perché la gente deve capire. Domani si dimette Rocchi. Che pure questo Voi diceva pensate che che migliore la cosa? E noi abbiamo avuto Rizzoli che faceva peggio di quello che c'era prima, e Rizzoli è quello che disse, cioè, veramente uno si è dovuto sentire quella frase che non registravano tutti, quindi non potevano sapere, cioè l'ha detta quella frase, no? Che hai detto sugli audio, no, ma quello noi non registriamo tutto, quindi non si fa. Poi ne è venuto un altro, quello che dovrebbe controllare gli arbitri ha preso una condanna in secondo grado di 13 mesi, quanto poi non vorrei sbagliare perché non me ne frega niente delle condanne delle persone per narcotraffico, cioè. Quindi è realmente il sistema, però ovviamente poi c'è il Vase in radio che dice: non esiste la Marotta Rigola, lì, non esiste quello, non esiste. Purtroppo quando un sistema, e io ve l'ho detto per tanto tempo, adesso finalmente l'ha capito pure dopo anni il napolista, e citiamolo, però sono anni che lo dico io, che costantemente per difendere quelle tre va sempre a ribasso, è un sistema che non cresce, ma si difende. Il calcio italiano, e quindi non copio, se per me loro ci hanno seguito, è un sistema che tende a difendere lo status quo, ma questo status quo purtroppo è molto mediocre e si sta abbassando. Nel frattempo gli altri, dove sta scritto che sono fermi? Sono fermi perché tu un giocatore italiano lo paghi tanto, lo esalti, è uno di un campionato norvegese che tra l'altro nel girone d'Italia non ci hanno fatto vedere palla, per dire, ai nazionali, perché questa presunzione, questa italiacentricità, ecco, così non citiamo quel quartiere. No, è quello. Però il problema è sempre stato questo, che negli ultimi 20 anni è un sistema che ha protetto uno status quo rappresentato da chi era in quel momento rappresentante del potere. Purtroppo chi era rappresentante del potere non era espressione di un calcio bello, pulito, alto, oltre che trasparente e spettacolare, ma molto speculare, e ha portato il sistema ad abbassarsi in tutto. Voglio far vedere una cosa, nel senso, non che ve la posso far vedere. Noi, tra l'altro Saviano ha usato questa espressione, questa qua, dicono tutti che sono 4 scemi, non sono 4 scemi perché tra l'altro fanno affari, quindi gli episodi di delinquenza, di razzismo non sono 4 scemi, tutt'altro che 4 scemi, sia perché non lo sono e sia perché in realtà è fonte di guadagno questa. Come viene affrontato il problema del razzismo in Italia, ovvero sono 4 scemi, non se ne deve parlare, prendiamo per i fondelli napoletani, e che cosa è successo negli Stati Uniti d'America? Ovviamente noi non lo possiamo vedere in Italia, ma la notizia poi è stata pubblicata da New York Times, giornalini, no? Poi noi diamo retta al figlio della soubretta, quello là, la Juve è stata lì. In America sono molto seri, io ci ho lavorato un periodo con la televisione americana, tanti anni, quando ero giovane, famoso, quando l'americano veniva con la copia di The Shining che ho fatto vedere.
Ragazzi, sforare di mezz'ora una trasmissione perché Thierry Henry vuole parlare di quella cosa lì, non è sforare il protocollo, lì ci sono accordi pubblicitari, altre televisioni, Ah, perché, ma lì il direttore di rete ha capito intanto che eticamente si doveva fare, è una cosa che poi ha fatto il botto, perché non è sono quattro scemi, vabbè, ma un bambino, è una cosa seria e se non incominci a risolverla e la risolvi dicendo che c'è, trovando delle soluzioni, non la estirpi. Tant'è vero che se uno sente le telecronache nelle altre lingue, di gente che non è tifosa né del Napoli, né dell'Inter, né della Juve, vedete come le azioni vengono raccontate, la stessa azione, quindi non in maniera totalmente diversa. Ecco, l'episodio dell'abbraccio con la Roma è stato visto, me l'hanno mandato in 7 lingue diverse. 6 su 7. anche quello è un prodotto diverso. Mi fai ragionare perché è un film doppiato in maniera diversa. Ma Vedere il tutti calcio con un'altra telecronaca. propendevano per il rosso, ma sul giallo era sicuro, non è stato dato manco fallo ed è la stessa azione. Vedete come viene percepita in maniera diversa. Ma questo fa parte di un sistema dove la gente si incacchia se Pinco Pallino fa vedere che Vlahovic, che bella carriera ha fatto Vlahovic, è più forte di Højlund, qui il coso, il contatto, eccetera. E in Italia si parla di queste cose qui, ti fanno all'estero, stanno già oltre. Ti ho mandato una cosa bella, poi la recupereremo. Ah no, non te l'ho ancora mandata, ti devo mandare una cosa fighissima sugli stati. Nel frattempo mi segno questa domanda che recuperiamo perché è interessante e volevo ringraziare Giovanni che dice d'altronde Gravina disse che bisognava difendere il brand. È una cosa gravissima perché tu sei rappresentante di tutte e 20 le squadre. E non è che poi ha ritrattato, ha detto no, ma io intendevo, no, quindi tu veramente sei, tranne lo Ius Plimenotti, che arriveranno che glielo dovremmo concedere, no? Detto, questi se ne fregano totalmente, perché una persona che è super parte, se no è rappresentante di tutte le società, già non dovrebbe essere così incauto, tra l'altro è un uomo esperto, non è appena ventenne che ha le prime armi però lui addirittura poi ha fatto carriera in Europa. È come se Eccleston diceva io devo difendere il brand Ferrari e quelli si incazzavano, hanno detto no, tu sei capo della Formula 1, non della Ferrari. Alla Ferrari ci pensa Montezemolo, poi Marchionne fece fuori Montezemolo e la Ferrari lasciamo perdere. Domanda per Guido, perché nella lotta punto a punto dovremmo perdere contro la Roma? Lo scorso anno abbiamo dimostrato che anche punto a punto abbiamo una certa mentalità che la Roma non può avere. Perché stai parlando solo di calcio, adesso calcisticamente io non mi fido, calcisticamente anche se abbiamo degli infortunati dico ce la possiamo fare arrivare in calcio, ma non sono sicuro se calcisticamente basterà. Questo è il mio ragionamento. Calcisticamente dico no, una buona squadra, un organo tosto, eccetera. Non sta bastando calcisticamente, ragazzi. Cioè, cacchio, come disse l'anno scorso Conte, che non volete manco soffrire. Che altro più ci devono fare? Il prelievo forzato sul conto corrente nostro solo perché uno è tifoso del Napoli, cioè questo manca. No, Questo, nessuna firma. calcisticamente possiamo essere fiduciosi. Domanda, basterà il calcisticamente? Non vi posso dare questa risposta, non me la sento di dare, non sono tranquillo, scusate. Nicolao, non mi risulta questa firma fino al 2028, È come il calendario mio con tutti i giorni che è tornato con i cerchiati in rosso le date del ritorno così. Penso che una notizia del genere non solo farebbe il giro, che sarebbe sottolineata da un mio video, quindi mi risulta difficile. Ascoltiamo un altro vocale. 2 minuti, Buonasera a tutti, amareggiato. Quest'anno, questa stagione il Napoli veramente ci sta, quello che sta succedendo ci sta veramente togliendo la serenità. Cerchiamo di non parlare delle solite schifezze piccionesche. Secondo me, vabbè, diciamo velocemente il rigore non c'era, è stato da una parte giusto annullarlo, non darlo, non assegnarlo, ma dall'altra parte il gol del 2-0 è chiaramente regolare, quindi siamo stati come al solito penalizzati. Parliamo un po' della partita, primo tempo molto buono, eravamo in netto controllo, avevo la sensazione che potessimo raddoppiare da un momento all'altro anche all'inizio del secondo tempo, come poi in effetti abbiamo fatto. Poi ci siamo abbassati, non so bene perché, abbiamo lasciato campo all'Atalanta, Conte lì doveva un po' intervenire, ma non mi è sembrato sul pezzo. Gol dell'1-1 nato, ahimè, ai noi, da un errore di Mazzocchi grossolano, uno schifo indicibile quello che ha fatto, perché le palle in quel modo sulla tre quarti inciampandogli sopra.
Mazzocchi, questo è, lo sappiamo. Gol del 2-1 invece con Politano che fa finta di difendere sul cross di Bernasconi, mi pare. E che cazzo, scusatemi, ma non si può difendere così. Cioè, io vado al manicomio, io ringrazio i ragazzi per quello che fanno, per quello che hanno fatto tutti, quelli che ci sono, quelli che sono in infermeria, quelli che non hanno giocato, sono encomiabili, però per piacere Mazzocchi e Politano dall'anno prossimo che se ne vadano altrove, non li voglio più vedere nel Napoli. Scusatemi la lunghezza, buonasera. Buonasera. No, vabbè, perché poi i due discorsi, vabbè, questo diceva, ho letto in settimana sul sito, vabbè, non credo. Il discorso Mazzocchi-Politano è strettamente legato, perché se gioca Mazzocchi e non gioca Politano, ci siamo chiesti tutti il perché. Dice Politano era stato recuperato, Politano, Conte dice, testuali parole, mi piace di più sulla fascia che non sottopunta. Quindi Vergara, cresce Alisson, quindi vediamo Alisson da titolare, altra cosa che non era scontata, e ti aspetti Politano là. Politano non gioca da titolare, poi io vengo a scoprire, non so se Guido era collegato, insomma, vengo a scoprire che ieri sera ha fatto le ore piccole, e quindi se questo si lega al fatto che magari non si sia allenato benissimo, magari non era sul pezzo così, mi spiego anche l'ingresso in campo dove tu giustamente dici poteva difendere un po' me con più piglio su quel cross di Bernasconi. Ma intanto io penso che un allenatore, se mette in campo un giocatore, non è che si aspetta che faccia male, no? E quindi a volte capita che i campi, perché poi dice ha sbagliato i cambi, poi se segno è un genio, purtroppo. Un allenatore, ma pure se non ti aspetti da Mazzocchi chissà che cosa, gli allenatori dipendono. L'ultimo rimasto. Higuain fa il gol 3-2 con la Lazio, difende il risultato. Benitez ci ha portato in semifinale di Europa League con 2 orrori arbitrali clamorosi, tra l'altro. In semifinale di Coppa Italia con un errore clamoroso perché c'era fuori gioco di rientro di Klose, altra cosa che sparisce negli archivi. Oggi credo, spero, almeno quello, qualcosa che, anche perché era parecchio grosso il fuorigioco, poi fanno il cross e segnano Anducar e rimporta. Diciamo 2 semifinali, tutte, tra l'altro quell'anno tutti da quel lato gli errori, no? C'era ci può stare il turbante della Juve, il 2-2 del Wolfsburg che noi avevamo battuto fuori casa, ma loro pareggiano in casa sempre nella porta dietro la curva, per dire. Poi queste cose spariscono però se segna il rigore Higuain, Benitez ti ha portato in Champions League e lì il rigore non ci può fare niente. Politano tu lo metti perché dici dai 20 minuti buoni li può fare a 1000, no? E poi sembra svogliato che ci può fare l'allenatore, tra l'altro non può. Perché per esempio subito esaltiamo Lang per 2 tapin, il Galatasaray ha perso oggi 2-0. Non ho seguito. Marianucci non sta giocando nel Torino, non ha giocato oggi. L'altra volta ha perso il Torino, oggi ha perso. No, perché sennò mai temo che qualcuno dice ma perché il Napoli io su Lang io poi ho rivisto un attimo le statistiche, non è stata una grande partita. No, ha giocato Maluzzo. Ha giocato Maluzzo e poi risulta sul tabellino e quindi giustamente Lang 2 gol in Champions League contro la Juventus, va benissimo, però poi nell'analisi non è che abbia fatto, anzi ha sbagliato dribbling, proprio 0 dribbling su 6. Osimhen è stato tremendo e Yilmaz imprendibile sotto quel punto di vista. Volevo prendere il vocale del dottor Varon che dice sono contro tema tendenza, vediamo che dice. Buonasera al canale delle Belline e dei Bellini. Valerio, buonasera a te. Devo dire poche cose. Tuttavia la più importante, al di là delle avversità arbitrali, abbiamo molti calciatori che non performano. Dovrebbero essere degli atleti, ricordiamo. Oliveira è una vergogna su Samardzic e nessuno dica che non è il suo ruolo. Molti gesti tecnici falliti, soprattutto gli stop orientati, che ti permettono di guadagnare i tempi sulla squadra avversaria, incluso Højlund sull'occasione di rigore. Vabbè, sulle verticali avrebbe fatto la differenza. Continuo con Giovane, Politano, Lukaku, che lo dico a fare. Dipende dalle competenze, dalla motivazione, dalla preparazione atletica. I risultati sono dati di fatto. Guardiamo i prossimi 4 anni nei quali dovrebbero orientare gli attuali investimenti e quelli che ne seguiranno. Uniti sempre di più. Vabbè, non è un controtendenza, è un aggiungere altri temi alla situazione. Il performare degli atleti sicuramente. No, sul fatto di
di Olivera, ma siamo tutti pensierosi su questo, no? Che non sta rendendo bene. Non so se lui con la testa ormai non c'è più perché pensava di andare via. Eppure con Conte sembra aver ritrovato all'inizio, intendo, una rinnovata freschezza. Quindi è vero, sembra sempre un po' in ritardo, ma premesso che non ci può essere mai l'oggettività nel calcio, mi sembra una considerazione onesta. L'altra considerazione, però, Valerio, c'è sempre quella problematica che noi siamo senza centrocampo da sempre, ormai da ottobre, da fine ottobre, ed ecco il reparto dove qualche ricambio per darti freschezza. E tra l'altro, chi se lo aspettava un Elmas così forte? Perché questo sta crescendo proprio tatticamente, cioè oggi lui nelle posizioni sempre in appoggio Lobotka, sempre ad accorciare, per poco non è riuscito ad andare a chiudere in penetrazione dentro l'area partendo molto da Gli è dietro. sbattuto sullo stinco. Lo so, però tu parti, Valerio, non parti all'Amsic quando faceva tanti gol dalla tua tre quarti, lui parte dalla sua tre quarti per tutta la partita, no? Però quello è un reparto dove un po' di forze fresche già nel corso della stagione, poi nel corso della partita ti servirebbero, e invece sono sempre quei due ormai, manco più tre con McTominay, e queste cose le paghi alle lunga, no? Non poter aver mai fatto cambi per tante partite. L'altro aspetto, io sono d'accordo che poi abbiamo sofferto molto la fisicità, noi ce lo siamo scritti nella chat, si avvertiva che stavamo soffrendo. Bisogna capire se è solo un fatto che sono andati i duelli e abbiamo cominciato a perdere, o che comunque il secondo errore abbia creato un cortocircuito mentale e non sono stati capaci ad azzerarlo. E qua si vede la mancanza di McTominay, che invece l'abbiamo sottolineato più volte, che non si fa influenzare anche da un suo errore marchiano, no? Di un tiro alle spelle. Io lì ho avvertito che la squadra ha sentito, come quando prendi un gol e prendi un minuto di sbandamento e prendi il secondo gol e ti fai fregare perché quei pochi minuti ti sono costati la partita. Lo sbandamento c'è stato, perché invece eri in controllo. L'Atalanta è forte, eccetera. E poi sottolineo, è vero che ci siamo abbassati, però secondo me è una mia valutazione che vale zero, perché rispetto a Vasi, eccetera, eccetera, punto e virgole, quelli lì, io sto vedendo che la questione Juan Jesus è pericolosa, perché è ovvio che li mettono 5, non è buono il giorno, ma quello ti riesce a tenere alta sempre la stativa, a pressare, e comunque se uno si rivede la partita, pure col malumore, dice è vero, comunque gli ha o comunque hai fatto perdere un tempo di gioco agli avversari, cioè, noi ci siamo abbassati. Olivera questo non ce l'ha, anche se ha giocato centrale nell'Uruguay, non ti rompe la linea, lui sul fuorigioco, non chiamato per 3 volte, ma lui l'ha chiamata bene la linea, nel replay si vede che poi l'hanno fatto di sfuggita, e queste cose sono importanti perché i giocatori, e chiudo, si allenano tantissimo, sia per un giocatore che per l'allenatore. Significa che tutti quegli esercizi poi la tua squadra li ha fatti bene, un errore è un allenatore che può fare, dice io gliel'ho fatto fare esercizi, i giocatori che possono fare, li abbiamo fatti bene, abbiamo seguito bene, e queste cose non vengono valutate dai tifosi, perché vedono solo il risultato. E lui è andato a chiedere spiegazioni, e comunque non è che ha sbracciato, ne ha aggredito, come si chiama, subito, un minuto, perché io ho una brutta sensazione. Ho una sensazione, Obi-Wan Kenobi, I a bad feeling about this, che è la frase ricorrente. No, la frase ricorrente è hello there, che dice in tutti i film. Ecco, però in questo caso I have a bad feeling about this. Vabbè, poi la svilupperai più in là. Come ti spieghi l'apparente silenzio di ADL quando Conte disse non avrei mai mandato un mio dirigente a protestare in TV perché in quel momento si sentiva ancora allenatore del Napoli? Beh, ma a parte che Conte è orgoglioso, siccome non è andato nessuno, e c'è questo rapporto di odio, manco di amore, odio, con Marotta, almeno è uscito fuori il suo orgoglio di uomo coraggioso e tutto d'impezzo, non è andato nessuno e lui ha colto l'occasione. Se fosse andato De Laurentiis non avrebbe detto questa frase, ma con i sé non si va da nessuna parte. Non andò nessuno, e lui fu anche l'unico che poteva difendere, e ovviamente fece notare questa cosa che poteva essere vista come, oltre che quello che è stato una prova di orgoglio, un tentativo di equilibrare, no? Ma ovviamente invece è stato schiacciato. Noi non possiamo, perché non sta parlando? Perché De Laurentiis, se uno vede,
a prescindere dal fumo negli occhi che viene buttato nei tifosi del Napoli, miglior presidente, è molto lineare e costante la sua presidenza del Napoli. Cioè, quando succede questo, lui fa questo, quando succede questo, fa questo. Ormai non è un anno, sono 23 quasi, no? Quindi tu lo sai. Poi a fine campionato non ci andrà e lui se ne in Champions, e lui se ne uscirà con la frecciatina della Juve, così fa contento Alvino e tutti i tifosi che seguono un certo tipo di narrazione. Ma nello sport è fondamentale il tempismo. Ma Savoia, correte Nakazim, anche se sbaglia l'atteggiamento giusto, si può sbagliare ma non si può avere poca voglia. Questo è proprio il discorso, qualcuno mi stava richiedendo del fatto di Politano, Ma non lo so, io non non mi ho voglio ripetere. Twitch che cos'è? Un canale di diretta, quello dove faceva ieri la trasmissione? Esatto, Ah, ecco è un corrispettivo di YouTube solo per le live. Le famose live degli urlatori, tra l'altro gente che notoriamente attacca Conte, una continuazione. Politano è un assiduo frequentatore, risponde spesso ai reel di questi personaggi, quindi stanno proprio tazza e cucchiaia. E ieri però qui, ieri diciamo, notte. qui vi deludo perché io sono innamorato dello sport al pari dell'arte e quindi qua, però mi piace studiarlo, seguirlo, emozionale, eccetera, eccetera, eccetera. Non sono un frequentatore di nessun social, tranne questa cosa strana che è nata con Valerio, e quindi mi perdo queste perle, diciamo. Vabbè, Non lo sapevo, è saranno solo fatti il suoi fatto, e saranno... No, ma allora, in una squadra ci sono delle cose contrattuali più o meno generiche, no? Delle cose contrattuali giustamente specifiche, altrimenti avrebbero tutto lo stesso stipendio, e delle cose diverse da società a società. Per esempio nel Napoli c'era questa clausola che impedisce ai giocatori di andare a sciare, no? Per evitare che con quello sport ti possa far male, no? Sì. Io lo scoprì con Amsic, ma c'è una cosa del tutto legittima, non ci possono essere differenze. E poi ogni allenatore, io mi ricordo una delle prime volte che traperò questa cosa, a inizio campionato, chiamiamolo un decalogo, no? Per facilità di comprensione da parte vostra, che poi non è detto che siano 10, però si usa come metafora, no? Per esempio a Capello, io me lo ricordo, questa cosa faceva ridere, che non amava, e quindi era vietato che tu stessi in infradito. Quindi si doveva indossare anche quando uno mangia, eccetera, le scarpe chiuse. No, sì, anche, e fu un problema quando andò nella nazionale inglese, eccetera. Ma Capello è vecchio stampo, una persona molto seria, può piacere o non piacere, però insomma, poi è cresciuto negli anni d'oro del Cavaliere, quindi insomma. Perché vi dico questo? Perché ci saranno sicuramente delle regole interne. Per esempio ci può essere una regola che chi arriva in ritardo può fare, la butto così, un giro di campo in più, oppure deve pagare 1.000 euro, che si mette in un salvadanario e poi queste cose si va a cena oppure si dona, non so, all'ospedale per le malattie infantili, eccetera. Quindi Sì. così impariamo cose nuove. Non sappiamo qual è il decalogo, però per esempio Conte può dire c'è una certa libertà, ma in questo, perché non è che poi uno può entrare in questo ambito che riguarda il peso, la cosa, eccetera, gli orari, e ci può essere che dice che il giorno prima della partita cercate di fare questo. Non le conosco queste regole, però ci saranno, ripeto che sono regole interne che si danno le società e possono essere diverse da società a società e anche da anno in anno, no? Perché l'anno dopo un allenatore può anche mettere una cosa in più. Però, siccome viviamo un'epoca dove siamo sovraesposti, tu oggi vinci e nessuno nota questa cosa, oggi non vinci e stai sotto l'occhio del riflettore. Spetta a te avere quella intelligenza, saggezza, visto che a Napoli si usa questo termine cazzimma, io invece userei semplicemente il buon senso di mai mettersi sotto scacco. Sarebbe furbo. E uso il buon senso, senza nessuna castrazione.
Buonasera amici bellini, buonasera Vale. Allora, stasera secondo me si può dire ben poco della partita, qualcosina sì. Un appunto, vabbè, bravo Manna che è andato a parlare, ogni tanto qualcuno della società che si fa sentire, Conte decide di non andare a parlare e secondo me questa cosa che non parla mai, non lo so, gli si sta ritorcendo un poco contro, anche per le narrazioni che vengono fatte da Istituto Luce, eccetera. E niente, sulla partita Gutierrez molto in crescita, molto bene, già da 4-5 partite che secondo me sta facendo delle grandi partite, grandi prove, Beukema anche molto in crescita, Elmas grande partita. Allison bene, perde ancora troppi palloni, secondo me si deve abituare allo stile, però si vede che comunque l'uomo lo salta a spunto, a velocità nello stretto e poi Højlund partita sontuosa, come al solito penalizzatissimo dagli arbitri e ultima cosa, Politano basta proprio, io non lo posso più vedere, anche oggi cammina, marcatura proprio sciatta sul terzino dell'Atalanta che mi sfugge chi è sul secondo cross, forse Bernasconi. Sì. E ragazzi non difende, è la fase difensiva, chi non fa un gol, non fa un assist, la fase difensiva non la fa più, a cosa serve Politano? A niente, quindi secondo me non deve vedere più il campo, poi si sa che non ci sono altre opzioni, ma ha fatto bene a farlo partire dalla panchina, preferisco 100.000 volte Mazzocchi che so che non ha i mezzi. Vedi, perché poi si allarga il discorso, è chiaro, e diventa impossibile. Adesso andiamo ad ascoltare anche la chiosa del dottor Varon. Il discorso è poi questo, può stare pure finale 5 se poi corre. Nainggolan fumavano, bevevano, facevano ogni tanto gnac, ma poi facevano la differenza. Il problema è la voglia di alcuni che è finita. Io ne faccio un discorso, io posso rimanerci male da tifoso, però lo allargo, cioè se capiamoci un attimo, Sky ci aveva detto di Mazzocchi titolare 3 giorni fa, ok? Non è che questa cosa avviene dopo Politano ieri sera, partiamo da questo discorso, quindi può essere anche una conseguenza che poi viene dopo, ma il fatto che esce adesso a un compagno di squadra potrebbe dare fastidio. Io ne faccio sempre un discorso di gruppo generale, perché sto vedendo, Guido, i ragazzi ce la stanno veramente mettendo tutte, stanno andando oltre, rischiando l'incolumità, perché si sa che fai uno scatto in più senza stare al 100% e rischi il mondiale, rischi di farti male. Højlund sta rischiando di non crescere come giocatore perché sono solo mazzate senza poter avere la soddisfazione. Il famoso, bravo, è famoso quel discorso che facevo prima sui grigi. Statisticamente, visto che a poi le persone piacciono seguire queste cose, no, ma poi si equilibrano cose, non c'è la Marotta League, complottisti, eccetera, non gli fischiano mai un fallo. Poi vedi il replay, e di nuovo diciamo, non dico 50-50, 30-70, ma uno ogni tanto, uno gli hanno fischiato il rigore, gliel'hanno tolto, e non mi venite a dire che l'abbraccio che ha subito con la Roma e l'abbraccio al collo con la Juve non aveva, cioè poi non ce l'hanno fischiato, però alla fine non te l'hanno fischiato quel rigore, non te l'hanno fischiato quel giallo, e col Como che lui salta di netto il giocatore, lo stende, è avvilente, cioè se la prossima partita Højlund la stecca perché cioè, nel senso, quando sono fallettini non glieli fischiano, e queste sono tutte comunque lotte che tu fai, azioni che non fai, fallettoni non te li fischiano, quando addirittura ci sarebbe il rosso e giallo o non te lo fischiano, non ammonisci, io ho un ragionevole sospetto. Mi viene il pane, perché poi la gente se lo dimentica, ha detto questo qua su 10 falli ne hanno fischiato uno, e non è uno che si butta, lotta, ha detto, però al contrario glielo fischiano sempre, sì. Quindi non è alla pari, tant'è vero che poi oggi, cioè il gol che ci hanno annullato è vergognoso, poi Capuano può dire quello che vuole perché uno può fare il tifoso della Juve, una volta oggi questo, per una prima volta nel tuo canale mi tolgo, io sai che io nomino solo quelli bravi che stimo, però un po' di decenza ci vuole. Io me lo sono rivisto, eccetera, lui proprio si aggrava, cerca di fermarlo, eccetera, non ce la fa perché è stato più forte, il fallo è clamoroso dell'Atalanta, semmai detto non è riuscito a fermarlo, che poi gli rimane il braccio, eccetera, però no dai, ho capito che uno deve essere tifoso delle squadre, però a conti fatti invece l'hanno fischiato a lui, e questo è quello che conta, cioè su 10 non gliene fischiano manco uno,
e 2 gliene fischiano contro quelli lì, dove diciamo è leggerissimo il tocco. Allora se è leggerissimo, famoso, però sta applicando lo stesso metodo di giudizio. No, No, cioè, viene pure a mancare nella stessa partita, negli stessi 10 minuti, cioè tra un 10 minuti e 10 minuti. rigore perché a parte insomma quei 2 traversoni che abbiamo sofferto, ma sofferto più che altro li abbiamo fatti arrivare su 3 quarti, qualche fallo, qualche traversone, non gli abbiamo dato la possibilità, io non lo sentivo il rigore, se c'era la possibilità anche un soffio nel naso lo dava Chiffi rigore, cioè si avvertiva questa sensazione, la prendo a ridere, però insomma, non c'erano occasioni manco lontanamente perché ma vedrai che a Verona te lo danno il rigore contro, quindi recuperiamo su. il Polli, fatto, devo rispondere che Conte non parla, lo dico a fine stagione, perché ok. ho avuto un'idea, un'intuizione, l'ho esposta a quella cosa che non dico più insieme a quelle 3 parole e i fatti dico, mi sembrano confermare quell'impressione. E non è quello che pensate voi. È molto più sofisticato e intelligente la ragione. Poi ovviamente vai in bocca a Lombardo che meno se ne fanno meglio è, e quindi quello figurati, se gli dici no ma non la facciamo più, A posto. non ti dirà no ma mister pensaci come. Polli, salutare il mister, dici sono con te e tutti i nostri ragazzi, se ci stai seguendo volevo dirti che vi voglio bene assai e chissà, Conte, magari quando se ne andrà lo intervisteremo, ascoltiamo. Buonasera Valerio, buonasera Guido, buonasera a tutti gli amici bellini. Questo è il primo audio che faccio e lo faccio nella partita più vergognosa di tutto il campionato fino adesso, che supera secondo me di netto anche Verona, perché dopo quel rigore che tu annulli con il VAR, che non poteva intervenire, una volta può intervenire, una volta sì, no, non si capisce come funziona questo cazzo di VAR, e lì con il tocco annulli quel gol. Dopo non mi puoi annullare il gol del 2-0 dove Ien si butta palesemente a terra perché superato da una super giocata di Højlund. Questo ragazzo ce lo stanno mortificando, non è possibile che un talento del genere venga castrato in questa maniera, è una vergogna, stanno facendo passare la voglia di guardare queste partite di pallone perché non è calcio, fanno quello che vogliono, è una vergogna. Vedi che poi questi poi non sono vocali che bissano quello che abbiamo appena detto, questo vocale è stato fatto 5 ore fa, quindi per capirci. Ma io più ne ascolto Højlund è più fin troppo calmo con l'arbitraggio. ma è uguale. Meno parlo meglio è, così do più ritmo. Una cosa che stiamo vedendo, che se teniamo da un punto di vista tecnico, mancando De Bruyne, forse è mancato pure Gilmour, abbiamo visto meno imbucate, poi sono tutte squadre che tendono a non farti giocare, lo abbracciano eccetera eccetera, è diventato più bravo nel gioco di sponda, a prendere posizione. Attenzione sul rigore, però io sul fatto che non sia rigore, ripeto, non sono tanto convinto, perché è dal suo lato forte, cioè lui è sinistro, si sta liberando per tirare di sinistro, queste cose vanno anche prese in considerazione. Se di destra tu dici vabbè io tendo a buttarmi, tanto non è il mio piede, chiusa questa parentesi, e lui il tiro ce l'ha. Beh, all'inizio ti ricordi quelle partite dove lui si innervosiva? Come no? Lui le prende, ha capito che se diceste pure arbitro non mi piace come sei pettinato, rosso, come si chiama, perché a noi ci stanno ammonendo anche se si sono messi i pantaloncini al contrario, cioè, quindi sta imparando anche a gestire quello che può essere una normale adrenalina di campo, perché poi con la Roma c'è espulsione. Quella, tu l'hai fatto ben vedere con Politano per molto meno, perché proprio studicamente allunga solo un po' la gamba, è un fallo di reazione, quello ammonisce ma mette il rosso Politano. Quello della Roma fa una ingenuità, perché da terra alza la gamba e lo sgambetta, il regolamento è uno e invece scopriamo che poi il regolamento cambia per pura sfortuna, stesso arbitro, stessa partita ma a stadi invertiti, 2 situazioni diverse però è Højlund, nonostante veramente martoriato lì, non sta reagendo. Comunque veramente calmissimo, ho visto, Sì. questo non lo so se esce nelle vostre televisioni, a Paramount Plus hanno acceso le telecamere negli spogliatoi prima dell'ingresso nel secondo tempo e si vede Højlund che dice, parla con Colasina, che gli dice perché mi sarei dovuto buttare, stavo per tirare in porta, glielo dice proprio. Quindi in una fase calma, guarda, questo è un altro spunto di cui si parla pochissimo. In campo, mentre la palla rotola, sono tutti nemici, eccetera, eccetera. Finita la partita, lo notate con Lukaku. Lukaku prende qualsiasi avversario, se lo abbraccia, parlano da vicino, lo fa con tutti. A fine partita sono amici, sono coetanei, si rispettano, eccetera, eccetera. Quindi prima di rientrare in campo, con la massima calma, Højlund sta parlando con Kolasinac, quindi nemmeno
con l'autore del fallo, eccetera, eccetera. Quindi con tutta la tranquillità gli dice... E non si sta coprendo così perché sa che è inquadrato. Si sente proprio che dice, stavo per tirare perché mi dovevo buttare. Per capirci. C'è la chiosa del dottor Baron. Chiosa volante, Vale, sto cercando di distrarmi. Sto giocando a FIFA, De Bruyne tripletta. Calcio fluido, la nuova frontiera del soccer. C'è un personaggio. Paolo Esposito. Ciao Valerio, non so se sono in tempo per la live, non ho mai partecipato, è il mio esordio. Non so se non ho seguito finora, non so se ne avete già parlato, però per me è abbastanza lapalissiano che a noi non ce ne deve importare se quello fosse o meno un rigorino, mi riferisco a quello del primo tempo su Højlund, perché semplicemente l'arbitro di campo aveva valutato quel contatto, l'avevo visto, perché dalla referee cam, air cam come si chiama, si vede palesemente che lui è in scia di Højlund, vede il contatto e lo giudica da rigore, e ci hanno abboffato la guardia per settimane e settimane sul fatto che l'arbitro, il VAR non può giudicare l'intensità, hanno stravolto il regolamento per giudicare l'intensità, quindi già sappiamo che quando l'arbitro bene o male va al monitor 99% cambia la sua decisione, quindi nel senso già si sapeva al momento in cui è andato al monitor che ce l'avrebbero tolto. Era un rigorino? Voglio essere d'accordo, probabilmente lo era, ma resta il fatto che da protocollo VAR, il VAR lì non poteva intervenire perché l'arbitro aveva appunto valutato l'intensità del tocco. Per quanto riguarda il rigore, il gol annullato, lì per esempio si può parlare di chiaro ed evidente errore, è una vergogna che Chiffi veda il nulla e il VAR non interviene, ma credo che il grande Giovanni Manna, che oggi ha fatto bene a farsi sentire perché secondo me Conte si sarebbe fatto pure squalificare se fosse andato ai microfoni, quindi meno male che è andato Manna, insomma ha già spiegato la situazione, non devo ripetere. Detto questo, da quel momento in poi è inutile commentare la partita perché insomma è falsata completamente. L'unica critica che posso fare a Conte è che Marianucci doveva restare nella rosa, perché semplicemente, per carità, io non voglio buttare la croce su Olivera, però è uno che in ogni caso sta adattato come braccetto di sinistra, cioè Olivera sta facendo l'Elmas della difesa, quando invece lì c'avevi un difensore tra l'altro di piede destro che poteva subentrare e poteva entrare nelle rotazioni. Il fatto di Giuffrida e quant'altro, però per me Marianucci poteva tranquillamente trovare più spazio in questa squadra, anche perché siamo in una situazione emergenziale che già conosciamo. E niente ragazzi, forza Napoli sempre. Grazie Paolo. Allora, però potevi prevedere che si faceva male Rachmani e Di Lorenzo primo, e poi lui se ne voleva andare, hanno fatto storie secondo, e terzo hanno iniziato a non allenarsi, quindi per noi da fuori sulla poltrona è facile dire no, doveva rimanere, però anche perché per esempio l'infortunio di Lorenzo al ginocchio è imprevedibile, è un'azione di gioco. no, più che altro il discorso di Olivera, perché qualcuno poi scriveva, dice Conte aveva detto Olivera mi dà più garanzie di Beukem in questo momento, però come vedete se poi in allenamento si gioca bene e a bocce ferme sta giocando Beukem in questo momento, quindi non è fissato sulle sue idee che ne ha una e le porta avanti fino alla fine della stagione, dipende dallo stato di forma, tant'è vero purtroppo esce Juan Jesus, entra Olivera, è calato molto la tenuta poi della difesa, anche per rimettere Buongiorno al centro, che oramai io non voglio anche io non voglio fissarmi con un'idea, Guido, però da quello che abbiamo visto questa stagione Buongiorno mi convince molto di più da braccetto, che può spingersi, che comunque a grosse, a lunghe leve può dare una mano anche in fase offensiva, da centrale difensivo mi dà meno sicurezza di Rachmani e di Juan Jesus. E si è visto, allora non perché ci vogliamo fissare, Juan Jesus durante questa stagione ha preso dei gialli molto generosi, a volte anche presto, e Conte non l'ha mai tolto perché si fida di lui, infatti non è mai stato espulso. Conte non è Inzaghi che si prendeva paura, ti toglieva. Lui l'altra volta lo stava cambiando per farlo anche rifiatare con il Genoa, lo cambiare assetto, eccetera. Era già pronto abbiamo subito, lì è stata un po' una furbata del Genoa, è rimasto scosso perché poi il primo giallo ce lo ricordiamo e il secondo è stato molto generoso, e con la Roma si è sentita la sua mancanza. Io ho, e ripeto sempre, quando hai un'impressione, una sensazione, attenzione alla sensazione, io divido i fatti, i numeri, lo studio, la storia, però c'è anche un aspetto di intuizione, di sensazione, che quella cosa l'ha colpito perché non l'ha mai sostituito quando aveva preso il giallo. Se è fatta la partita, tu sai di giocatori di cui ti puoi fidare, poi può esserci un'azione sfortunata e tu sei costretto a fare il giallo, però io ho detto questo lo sta per cambiare, poi ripeto, mo si scopre che hai detto mister, si stavano indurendo, eccetera. Però l'impressione è stata quella, perché ho detto d'altronde il primo giallo, perché tu devi vedere pure la partita, è veramente molto gratuito, perché di sceneggiate anche oggi, dobbiamo dire, il primo tempo l'Atalanta qualche sceneggiata l'ha fatta, e sul gol vedi che è una stagione sfortunata. Ti ricordi che si è buttato un giocatore lì, Schiffi ha detto alzati perché non si è fatto niente, lui è rimasto a terra e poi loro sono andati dall'altra parte, hanno crossato e hanno fatto gol.
quindi in questo caso il dio del calcio, quello dice dio palla, che dice l'altro dice no, dio palla non ci sta andando bene quest'anno. Quella va fatta scienziata. Quindi io tutte queste proteste, d'altronde, se fossero state proteste reiterate, no? Tu con la telecamera inquadrata, gli è andato a dire mister era fuori, arbitro era fuori gioco, boom, giallo, subito, immediatamente. Quindi ce l'hanno facile. È un'impressione che è stato... E d'altronde stava cambiando Gilmour, poi ha dovuto mettere Lukaku, e poi le partite sono causa e effetto. Guido, una tua opinione a un'eventuale permanenza di Conte deve comportare un suo rinnovo? Vale la pena partire la stagione col contratto in scadenza? Sarebbe fantastico rinnovarli adesso come segnale. Non è facile, se resta sensazione, poi io non faccio mercato, se resta con un prolungamento, altrimenti va via anticipatamente. Io l'idea che resta e va a scadenza la vedo difficile, ma non perché un allenatore che non si impegna o soffre la scadenza, trova una squadra ieri, non domani, non è quello, è proprio per l'idea di lanciare la sfida, perché questa è una stagione dove a prescindere dalla sfortuna si sono evidenziate troppe lacune. C'è una persona che poi l'altra volta mi ha scritto, io ho cercato di rispondere di solito col garbo che mi caratterizza. L'allenatore può darti gli stimoli, per esempio può dire, a prescindere di invogliare per un certo sportivo, spinge per alcune cose, attrezzature o in America come si chiama? Facility, no? Certo. Strutture rispetto ad altre, no? Quello può essere quando venne benissimo ci fu un approccio. Sarri disse che era il più bel centrostruttino che lui avesse mai visto. Ancelotti no, dobbiamo migliorare delle cose. Addirittura mandò tutta l'estate il figlio, quello che hanno insultato vita durante e per migliorare delle cose pure dello spogliatoio del San Paolo. Quindi ci sono degli allenatori che non hanno il compito di fare gli architetti, però possono stimolare. Detto, quando dice dove ha fatto crescere la società, ma non è compito suo, lui deve allenare, no? Quindi anche come sfida, non solo per lo scudetto, per vedere che se qualcosa si muove, ma pare che non si muova nulla, a parte cambio terminologia, diciamo Radio Londra che incensa, perché nel frattempo prime pietre, no, lo vuole fare, è la politica che non glielo fa fare. Avevo letto una battuta che prima della nostra partita, in conseguenza poi della sconfitta della Juve, diceva Conte mo si sta preparando, può andare alla Juve con la Juve senza Champions e quindi ricreare il terreno ideale per Conte con la squadra che deve ricominciare senza la Champions, può vincere lo scudetto, ritorna alla Juventus, eccetera, eccetera. No, ma secondo me leggi questa domanda. Secondo me resta, ma dipende se andiamo in Champions o meno. Senza Champions vanno via tutti. No, secondo me anche se vai in Champions non è quella la discriminante unica. Potrebbe andare via anche se riesce a farlo qualificare per la Champions. Ci sono troppe cose che non sono andate quest'anno. Poi ovviamente tutti danno addosso a lui, è la preparazione, cose eccetera, si sono fatti male tutti per lui. Anche questa è un'analisi, ma noi abbiamo la certezza matematica che la colpa e se è questa, perché è colpa sua e zero dei medici? Guido sta accusando i medici? No. Però vedete com'è ottuso un aggiornamento, perché il 100% deve essere colpa sua e 0%? Cioè qual è la valutazione onesta intellettuale e sulla base di informazioni certe che invece noi non abbiamo, ci può far dire che Neres, e noi lo sappiamo con Valerio, non lo possiamo dire, noi sappiamo che al 100% non è colpa di Conte, però sta passando il messaggio che lui l'ha messo in conto, lui lì è 100% non è colpa. E tra l'altro lui si è lasciato sfuggire ed era stizzito. Esatto. Però io non sto accusando, infatti ho detto chiaramente loro vorranno capire, ma di nuovo, qual è la ragione pratica, intellettuale, di conoscenza, di informazioni che vi fa dire che al 100% e quindi noi escludiamo tutto il resto? Esatto, anche oggi Noi non sappiamo nulla, io non so nulla, quindi come faccio a dire è colpa di Conte? No, è colpa dei medici, cioè, sarei un qualunquista. Sicuramente quello che possiamo dire che si ha l'impressione che non ci sia armonia tra le due componenti.
questo è Cassazione. Posso dire? No, che sia Detto l'impressione così. che... No, io la sottoscrivo senza che sia Cassazione. Abbiamo la certezza che senza Champions riscattiamo Højlund e No. poi se poi rimaniamo con un Lucca a caso sono disperato per l'anno prossimo, se no rimaniamo tra le prime 4. 13 No? minuti. Che hai detto? 13 minuti, Lucca. Con i 13 minuti. Ah, sì, che Lucca ha detto perdonali che non sanno quello che fanno, che non sanno quello che dicono. Aiutatemi. No, ma più che altro l'altro discorso è anche quello, se non andiamo in Champions manca di nuovo quell'introito sicuro della Champions e dobbiamo ragionare su quello che è il costo della rosa Il mio e il incubo costo che noi del due che fatturato. riscattiamo sono quelli che dobbiamo riscattare, Elmas e Højlund. Perché non c'è l'obbligo. Ed è un peccato. Perché Esatto, sono quelli che sono arrivati a fine sono mercato e più che sono giovani, solamente i prestiti. tutto Højlund, no, 23 anni, Elmas ormai è medio, non è più giovanissimo, però non è ultra trentenne. No, Lucca io mi stupirei se viene riscattato, ce lo rimandano col fiocchetto insieme a Ngong e Lindström Ma Brogan. no. Si ritorna alla grande. Serve McTominay, Zoppo, purtroppo anche Zoppo deve giocare. No, hanno fatto bene. Figurati, so che lui voleva giocare. Lui gioca, questo è senza dubbio. Lui sarebbe anzi, l'abbiamo visto in abiti da borghese nell'ultima partita dove Ma stava che proprio allo acquisto, spogliatoio. che Soffre. belli, quando il Napoli fa questi belli acquisti, che poi conta solo la maglia, quelle cretinate, i giocatori che ti ispirano a prescindere dalle qualità tecniche e tattiche che sono fuori discussione, che sembrano crescere, no? Ma che ti ispirano viva simpatia, no? Anche nel modo di stare in campo, cioè ti danno proprio soddisfazione, no? I messaggi di prima, io voglio dare sempre speranza, ma noi guardiamo le partite perché è bello guardare le partite, ce le rovinano le partite, ma le partite sono belle, ci sono, anche se un avversario fa un bel gol, certo è meglio se non fa, perché il calcio, io lo dico sempre, ma si passa un messaggio, come sport, è bellissimo. È tutto quello che sta girando attorno che è bruttissimo e che rischia che poi diventa più pesante è come un buco nero, no? Che inghiotte il bello. Però La voglio chiudere così. Voglio chiuderla così, Guido. posso Vai. dire una cosa, Valerio? Me lo devi Sì. concedere un minuto. Anche Non tu. per fare no, perché un utilizzo privatistico del tuo canale, come disse uno più importante. Allora la parto dalla fine. Io, insomma, giovedì io stavo bello buono, tranquillo, me la cavo veramente in un minuto e ho ricevuto uno screenshot e sono andato a vedere una cosa. Valerio, te la devo dire, è estremamente noiosa. Almeno i mangiatori di merendine scadute erano divertenti. Li ho visti una volta, anche se mi prendono in giro, mi sono ammazzato da risate, quindi una prima sensazione che era proprio noiosa. Ma anche questo mio discorso può essere noioso per tutti voi. Qual è il punto? Che non riuscivo a mettere a fuoco. Hai presente King Kong De Laurentiis Bravo, no? Quello che è Garibaldino, quello del 76, no? Che Jeff Bridges non riusciva a mettere a fuoco. Poi si ricorda l'associazione Torri Gemelli con le colline. E io non riuscivo, poi ho detto, cacchio, ecco cos'è. Allora è successo questa cosa qui, sono riuscito a mettere a fuoco. E quindi ho dovuto chiamare Marco, ho detto Marco questa cosa io la stavo pubblicando, ti offendi se non pubblico la cosa della Müller perché devo fare sto video. Ho questa sensazione dopo che ho visto sta cosa brutta e noiosa devo fare questo video. E quindi il video che non è manco di domenica, è di venerdì, nasce da questa cosa noiosa che ho visto. Ma qual è la lezione, la morale, la favola insegna che? E chiudo, più di un minuto, ne ho messi 2. Io ho un sacco di amici. Io ho un'amica laureata con il massimo dei voti a Bologna che è una luminare dell'alimentazione. Se avete bisogno, mangiatori di merendine, io mi mando da lei, è bravissima. Io ho un amico psicoterapeuta che è bravissimo, sembra una rock star. Se venite qui dite colera, cioè, mi mando da lui, è bravissimo, non vi faccio manco pagare. Se qualcuno si dimentica di prendere in prestito, restituire qualcosa, io sono amico del presidente dell'ordine dei tribunali, dell'ordine minorini, cioè, fatemelo come favore personale, perché se no io mi vengono in mente di fare video. Mi dimentico quando faccio i video che dico troppe cose rispetto a quando parlo dal video e poi per me è un incubo che devo mettere tutte quelle foto
Perché quando faccio le serate io parlo, bello, tranquillo, posso parlare ore. Se faccio un video io poi dico no, però mo ho nominato sta cosa, vailla a prendere e mi fate perdere tempo. Quindi preferisco che io vi mando da un amico o da un'amica che vi aiuta. È un favore che poteste fare alla mia persona, piuttosto che dimenticarvi di restituire qualcosa che non ha preso. Lina Wertmüller ci sarà, molestatori permettendo. E chiudo dedicando a tutti, Vale, ricordati sempre, come disse uno molto più bravo di me, che il più grande inganno del diavolo è quello di aver fatto credere al mondo che non esiste. Guido Gentile, piano sequenza, lo trovate su YouTube, sta postando video a terremoto, quindi vi conviene passare, iscrivervi, ascoltare e anche staccare se volete. Se avete bisogno di staccare un attimo da quelle che sono le noie che ci portano il campionato in alcune situazioni, lo potete fare con un momento di cultura che male non fa e che vi apre la mente in generale, e con la mente aperta in generale si affrontano meglio anche altri discorsi. Quando poi vi diranno no ma quelle sono tutte quante, io resto di un'altra idea. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, lasciate i like finalissimi, ho visto che Polly si è smazzata per arrivare tipo a 500 like, non fa niente, è una soddisfazione più per noi alla fine, però non vi preoccupate che domani io, ma allora che te lo vedi a fare? E domani pure vedrete che riuscirò a parlare di calcio, vedi un po'? Amici belli alla ribalta, Poriani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sei, poco. Allora. Resistete, resistete.